prima da In Outlet, spazio aziendale elettrodomestici grandi marchi. In Outlet Friuli, a Pradamano dietro al Bennett, a Roveredo in Piano dietro a Bartolini. La più bella moda uomo, il total look unico in perfetto stile italiano. Paolo Miotto, stile italiano, via 25 aprile 1, in centro ad Azzano Decimo. Buon pomeriggio gentili telespettatori, buon pomeriggio, buona domenica a tutti, a quelli che ci stanno guardando dal Friuli Venezia Giulia, dalla parte dell'Istria, dunque Slovenia e Croazia. Trieste. E dal... Arriviamo fin lì? Io parlavo Istria, non ho detto Noi Trieste. ci stiamo allargando per me è tantissimo. Friuli Venezia Giulia, salvo che i confini non siano stati spostati dopo vari referendum. Stiamo cercando di dell'ultima spostarli, ma... Ecco, innanzitutto saluto anche gli amici del Veneto che ci guardano sul canale 97 e gli amici di Videoregione, insomma, che si sono appena sintonizzati. Una domenica un po' particolare, come avete già capito, Sì. perché non c'è il padrone di casa. Siamo stati decimati dall'ora legale. E non solo Abbiamo da quello. perso degli elementi molto validi, ma secondo me ci stanno guardando da casa Sì, e sì. ci controllano. Ho già... E poi darà le pagelline, Giovanni. Giovanni, dove sei, GP? Chiamaci, che No. non sappiamo più di Ci te notizie. manchi. Ci manchi. Ci manchi, Chi non ci è... sgriderà questo pomeriggio? Io ho la Chi ci stessa farà le sensazione. battute cattive? Fai tu? Non lo so, vedremo. Innanzitutto buona domenica alla nostra Pamela padrona di Bonesso. casa. Ciao, io sono sempre da sola, ma comunque va bene, dai. Sei lì nell'angolino in attesa Sì. che ti passino la linea per raccontarci Sì. questa domenica sportiva. Non solo, andiamo a presentare gli ospiti. Sì, presentiamo gli ospiti. Oggi abbiamo davvero delle grandi sorprese. Abbiamo intanto presento Manuela Di Centa, non che serva a presentarla, però insomma giustamente. Ciao, buon Con la sua pomeriggio. Cari, Ciao, buon pomeriggio. con Cari, sì. Con Cari, la cagnolina bianca. Manuela Di Centa, pluricampionessa olimpica, parlamentare e candidata alla presidenza FISI, Federazione Italiana Sport Invernali. Esatto. Quindi ne parleremo di questa nuova avventura. E poi abbiamo un altro pezzo grosso, tra parentesi, un pezzo da 90 questa domenica, che con molto piacere è venuto a trovarci, Sergio Taucher, direttamente da Telecapodista, ma sei passato prima a Officina, dovevi stare a Officina anche la tua, poi sei venuto a trovarci qua. Sono venuto direttamente da Officina. Sei arrivato direttamente da Officina, no? Potevamo Bene. venire insieme allora, io sono arrivata da lì vicina. Potevate fare lo scambio Potevamo con la fare macchina. esatto. Poi? Luigi Bigotto, bentornato. Grazie. Ormai è quante domeniche è Sono che di casa, ci troviamo? Ormai è di sì. casa, sì, infatti. Vi Dirigente ringrazio, sportivo, buona giornata anche a benvenuto. voi. Gianluca Squini, team super Allenatore manager del New Team, calcio 5. neopromossa in Serie 1 e parleremo con voi. Applauso virtuale questo per voi, perché riportate il calcio 5 in Friuli Venezia Giulia nell'elite dopo tanti anni ed è una cosa molto importante la vostra vittoria. Pamela, vuoi presentare Chi è l'ultimo lui? ospite? Poi un milanista sfegatato. Sì, infatti io che sono si è un po' presentato disturbata. qua, vista la vittoria di ieri sera, mio fratello Bonesto Simone. Che giocherà al posto di Balotelli. Ciao Simone. È proprio identico. Squadra primavera. Queste sono le ultime news che ci sono arrivate proprio pochi minuti fa. Mi ha chiamato Gagliani e mi ha detto guarda che Che non è nella buono perché squadra. lo stiamo scalando. Stanno arrivando anche altri ospiti. Sì, sono in arrivo, sono in Ci sono attesa già due sulla dietro le porta. quinte, ma poi Esatto. anche nel corso della trasmissione insomma avremo la possibilità di raccontarvi, tenervi in compagnia, raccontare di sport e non solo. Allora, prima di andare a presentare però i nostri amici silenziosi, che sono coloro che ci danno una Chi mano. sono gli amici silenziosi? E sono i nostri amici silenziosi, In sono regia, coloro che ci danno una mano per mandare avanti questa trasmissione, La baracca. grazie al loro contributo di non poco conto. Nonostante i nostri sforzi per affondarla. Certo, allora non c'è Gemma, nemmeno questa No, domenica. anche lei abbiamo a perso. È una casa. domenica sfortunata. Vabbè. Abbiamo Gemma anche lei a casa, dunque non Ciao, avete la Gemma. possibilità di sentire la sua splendida voce, ma la salutiamo virtualmente. Abbiamo Enrico che oggi farà le veci anche di Gemma. Abbiamo Enrico che oggi diventa santo per tutto il lavoro San che deve Enrico fare. Ciao da- Enrico! San Enrico da Udine, per capirsi, per la precisione, doveva fare un po' le veci anche Esatto. della nostra assistente di studio, oltre al regista. Non ha proprio la stessa voce suonante. Però la ma sua insomma. bravura, la sua professionalità la mette come sempre in campo senza nessun problema. E Vittorio dietro le telecamere. Ciao Vittorio. Vittorio anche lui bello abbronzato, l'abbiamo visto. Beh, è stato qua sotto a prendere sole fino a 45 Ma vabbè, poi secondi contento, fa. sta Invece aspettando di la partita lavorare. di questa sera, perché lui mi ha detto... Ah, voci stasera sue. ci sfidiamo Enrico. Stasera sarà un derby a distanza tra voi due. Gli insomma. manderò dei messaggi nei momenti più per disturbarlo. Abbiamo detto, Sara, ai nostri amici silenziosi. Allora andiamo a presentare i nostri sponsor. Sì, perché no? Ti lascio pure a te la parola. Partiamo col 3 Prego. su 3? Partiamo sul 3 su Partiamo 3. col gioco, il 3 su 3, il gioco che ormai ci segue da tutto il campionato. Devo trovarlo, ma lo troverò. Eccole Eccolo lì lì. le tre partite. Pordenone Giorgione, anticipo già giocata 1-3.
Quindi restano da indovinare Sacilese, San Vitese e Montebelluna, Fincantieri, Monfalcone. Vi ricordo che bisogna indovinare il risultato preciso con i gol entro le... che ora mettiamo oggi? 16:55 perché le partite iniziano alle ore 15, inizia la Serie D in contemporanea della Serie A alle ore 15, dunque entro le 15:55 potete mandare il vostro risultato attraverso il numero in sovraimpressione. Che è cambiato? Che questa domenica è cambiato, che Attenzione. è il 333, ripeto, 333 8306 875 sms o WhatsApp, oppure potete scriverci anche attraverso la nostra pagina di Facebook, certo, che si siamo chiama, sempre come lì. si chiama la pagina di L'altra Facebook? domenica è lo Sport Triveneto in poltrona. E allora abbiamo annunciato in palio, in però non palio. abbiamo detto il premio, perché il sì. premio è cambiato. Abbiamo un climatizzatore Electrolux, ecco lì, climatizzatore pompa di calore, sempre grazie al nostro sponsor In Outlet. Lanciamo lo sponsor? Lanciamo lo sponsor In Outlet. Passa prima da In Outlet, spazio aziendale elettrodomestici grandi marchi. In Outlet Friuli, a Pradamano dietro al Bennett, a Roveredo in Piano dietro a Bartolini. Eccoci qui. E Torniamo come dunque- al solito, aspetta, Prego. devo fare il compitino che se Giovanni sta guardando, quindi Certo, sgrida certo. In Outlet, spazio aziendale grandi marche, lo trovate a Pradamano vicino al Bennett e a Roveredo in Piano vicino a Bartolini. Hai visto Giovanni? Non ho neanche letto Ma dalla che cartolina. brava, ma che brava, devo dire la verità, guarda. Alla ha 75esima azzeccato, volta. no, Giovanni ha azzeccato pure le, pensa tu, pure le virgole, gli avevo Però fatto la non ho scaletta. messo le province, hai capito? Ma ormai le province sono abolite, dunque non possiamo più neanche scrivere. Servono più. Non servono più. L'influenza di L'influenza, Omar è ma la non parte abbiamo, saggia. scusa, ma non abbiamo solo questo, perché abbiamo un altro sponsor che ci dà Abbiamo una un mano, altro no? sponsor, sono amici ormai, nostri diciamolo, amici. sono gli amici e le amiche soprattutto del Pasha Group, che ci offrono queste splendide bottiglie di vino. 3 bottiglie di Che bianco e mimetizzano i 3 nostri bottiglie di microfoni. rosso o nero, rosso o nero, in base a esatto, come la... abbiamo il Montepulciano e lo Chardonnay, quindi ce n'è per Perfetto. tutti i gusti. E il gioco è il famoso 1x2. 1x2, allora che partita ho scelto, cara Che cara partita ha Sara? scelto? Il nostro Omar ha scelto Lazio-Parma Certo. e Torino-Cagliari. In questo caso però conta il segno, quindi vi chiediamo la schedina. È un pochino Dovete più facile mettere dell'altro 1, gioco. X o 2, non è valida la doppia, non è valida nemmeno la tripla. No, Ripeto, non è Lazio-Parma, valida. Torino-Cagliari. Torino-Cagliari. Chi indovina, il primo che indovina i 2 risultati finali si porta a casa questo splendido set di bottiglie composte da 3 bottiglie di bianco e 3 bottiglie di nero o rosso in base ai tecnici. Ecco lì, vediamo la Il- grafica, però bisogna correggere il numero di telefono. Sì, il numero di telefono è il Scriveteci al 3 333 8306 875 oppure sulla pagina Facebook, così non vi sbagliate. Che si chiama? L'altra domenica lo Sport Triveneto in Ecco, no, poltrona. volevo vedere se era... No, perché Ero sai, la gente attenta. dice, poi non siete in diretta. Invece noi siamo in rigoroso. Siamo in diretta e si vede. E si vede e si sente soprattutto. Allora, cara Pamela, ci sono state delle partite tra ieri pomeriggio in serata e pochi minuti fa si è conclusa anche Sassuolo-Roma. Allora andiamo a riepilogare quello che è il programma della Serie A, una Serie A in modalità spezzatino Come al di solito. quelli proprio Beh, esagerati. come sempre. Ci più o manca meno. la polenta. Comunque, allora, ieri ha giocato Bologna-Atalanta 0-2 e Milan-Chievo ha vinto il Milan 3-0. Mentre alle 12.30 ricordiamo che a Reggio Emilia... ha giocato Sassuolo-Roma Certo, 0-2. Perfetto. Gol di E- destro e Bastos. Ma guarda tu che roba. Volete farmi un Non lo applauso? so, facciamo un applauso Questa virtuale. conferenza calcistica. È il cambio dell'ora forse. Allora, sono più sveglia oggi. Si vede che Hai la visto? brezza. Insomma, la Juve stasera deve vincere, diciamolo. Senti, ricordiamo il programma del Tra pomeriggio. l'altro, infatti, infatti, io ho alle- scoperto che ho un alleato oggi qui. Ho uno juventino. Vabbè, Ma come non lo diciamo sempre, ancora. come D'onore. ogni domenica, dai. Non diciamo ancora. Juventini non Poi sono alle male. 3 inizia Verona-Genova, Certo. Lazio-Parma, Sampdoria-Fiorentina, Torino-Cagliari. Invece stasera alle 20.45 Napoli-Juventus. Olè. Domani alle ore 19 Udinese-Catania e alle ore 21 Livorno-Inter. Dove gioca il Livorno? Vediamo se lo sai. Livorno io penso che giochi a Livorno. No, è un quartiere particolare. no, Lo stadio non si lo so, chiama il quartiere Armando non lo Picchi, so. è l'Ardenza di Livorno. Vedi, Ardenza, senti che proprio... Io Tu hai imparato dove gioca l'Atalanta da settimana scorsa? Ti sei documentata? No, Non ancora. Gioca a Veramente no. Sampdoria, gioca a Sampdoria. Vabbè. Te lo dico io per... Secondo me per maggio ce la facciamo. Certamente. Senti, Studiare le città d'Italia. andiamo a presentare invece le partite di Serie D. Che Perché... cominciano alle 15. Sì, alle 15 diciamo subito purtroppo giornata nera ieri, per le anzi grigia diciamo così per le nostre corregionali, Grigina, perché sì, purtroppo il Pordenone è stato sconfitto in casa dal Giorgione per 3-1 e la Triestina era andata, pensate, vinceva 2-0 a Marano, poi negli ultimi minuti è stata raggiunta sul 2-2. Sì, si è fatta infilare la mia e purtroppo ricordiamo Unione Ripa, la Fenadora, Belluno 4-1.
E esiste ancora la Triestina? Esiste ancora la Adesso si chiama Teniamo Unione duro. Triestina, è una alabarda un po' diciamo a metà, ma che si sta rispuntando insomma, Sì, il rosso sta ridiventando rosso. dallo Stadio Rocco. Dicevamo, il Pordenone ha veramente perso un'occasione perché poteva sì. tranquillamente superare il Marano a poche giornate dal termine, ai noi invece con questa sconfitta inattesa, forse i primi caldi, cara la mia Sara, succede a volte di perdersi per strada, sta di fatto che adesso il Marano allunga, va a 2 punti, a 72 per la precisione, il Pordenone a 70, ma è ancora lì, insomma, si deciderà sul campo, insomma, quello che sarà la cosa. Poi quello che conta, abbiamo le altre partite di oggi, Dro Este, San Paolo Padova, Fersina Perginese, poi Sacilese San Vitese che seguiremo in diretta con il nostro Pierantonio Stella, poi Mezzocorona Tamai, Vittorio Falmec Trissino e Montebelluna UFM Monfalcone con il nostro inviato speciale Roberto Visentin, lui c'è anche Fetta. Ecco, Roberto Peta lo sentiremo. Visentin. Poi c'è anche l'eccellenza che seguiremo soltanto però i primi 45 minuti perché si inizia alle ore 16. C'è da segnalare l'anticipo di ieri, Gemonese Lumignaco 0-0 e poi le partite in programma quest'oggi, Chions San Luigi, inviato speciale Albertone Commisso. Albertone poi nazionale. Chiarlins Muzzane Fontana Fredda con chi abbiamo? Maurizio Mazzone. Poi a seguire Cras Azzanese, Manzanese San Daniele, Muggia Tolmezzo, Rivignano ISM Gradisca e 13° Virtus Corno. Vi ricordiamo che le partite dell'eccellenza iniziano alle 16 e noi alle 17:15 chiuderemo e andremo a casa. Poi comunque ricordo dalle 19 all'interno di Sport Nord-Est condotto dai colleghi Perosa e Loretti ci saranno i risultati completi e l'analisi di quello che è la domenica sportiva generale in Friuli. Insomma, tutta la giornata con TPN. Oggi tutta la giornata, come si dice, full immersion per quanto ci riguarda. Tra pochi minuti avremo anche il primo break pubblicitario, ricordatelo, perché Giovanni ha il vantaggio che arriva a Gemma, gli fa così e lui subito guarda. No, oggi dobbiamo fare tutto Enrico, povera in realtà. Se la vi, cara, se la vi, dicono. Ma questa Cari, vero si chiama? Cari. Questa bimba, quanti anni ha? Sembra una bimba, ma i suoi 10 anni ce li ha tutti. È una signora. Si porta bene, ma io sono molto contenta quando arrivano animaletti in questo studio, perché devo dire si trovano molto bene sulla nostra erba sintetica. Devo dire che ho gradito una capriola con torta, doppio carpiato, l'ha già fatta. Poi di solito dormono, quindi è narcotizzante, evidentemente. No, è l'erba, sai che un'erba particolare, calmante, dai. Arriva da non so da dove, comunque è stata seminata prima del chiederemo a Giovanni, perché un'erba sintetica, capito? Sì. Un'erba sintetica particolare. Allora, innanzitutto chiedo al nostro collega in regia di povero Enrico effettuare il primo collegamento per quanto riguarda la Serie D, dunque andremo a sentire questo derby tra la San Vitese e la Sacilese, dunque appena puoi Enrico chiamaci Pierantonio Stella per sentire le ultimissime a pochi minuti dall'inizio manca un quarto d'ora, forse le formazioni non ce le avrà già, ma vediamo. Ma comunque dovremmo esserci. Invece Sergio Taucher, mi confermi, bene, perché è importante dirlo, lui ha una particolarità, perché è stato, penso, il primo radiocronista all'epoca, prima di andare ma anche in radio, tu se non ricordo, non hai mai fatto in radio, perché qualcuno mi ha detto che hai raccontato in radio una gara di nuoto sincronizzato. È una notizia falsa. Vedi come sono si vede che le famose leggende metropolitane escono fuori, ci sono the best in the best, grazie. Perché negli anni 70 è stato il primo a colori, noi l'abbiamo visto, lui è stato il primo a essere visto a colori in Italia, quando il nostro amico Pizzul, emozionato di vedere questo. Tra l'altro tu sei stato il primo a entrare in Italia a colori quando Pizzul invece andava ancora in bianco e nero sulla Rai, no? Pizzo sulla Rai ha cominciato dopo di me. Io ho fatto la prima telecronaca capodista nel 1971, certo. Era il secondo anno di università. Però lui ha iniziato prima, ti posso garantire io. 1970, 5 marzo 70, Milan-Torino. No, Omer Costantini è infallibile, diretta da Barbaresco, arbitro Barbaresco. Milan-Torino mi sembra 1-0. Ti ricordi anche che tempo faceva? Era una giornata calda, San Siro, vecchia maniera. Lo sa davvero. Sul canale nazionale, la partita nazionale fu Pizzo. Però come vedi più o meno siamo, però tu hai il vantaggio di essere partito a colori, ecco, io sono partito a colori ufficialmente in inizio marzo del 71, comunque adesso saranno qualche anno, ce ne sono, non se ne parla. E nel 76 cosa faceva questo signore?
Cosa Domanda faceva? per Le te. Olimpiadi Qua- Domanda per ma me, devi per lui. Innsbruck 76, poi arriverà a Monreal, lui ha raccontato anche il campionato europeo in Jugoslavia, era a Zagabria. Tutte le Esatto, ed Olimpiadi ero a invernali. Zagabria con Con Bruno Pizzul, Pizzul perché per le noi semifinali. eravamo Sara, le noi seconde, possiamo andare, noi no? eravamo le Possiamo seconde, andare a casa. seconde voci Sì, certo. io di capodista e lui della RAI, perché a Belgrado c'era Martellini e c'era il nostro Bruno Petrali che era la prima voce del calcio. Io facevo il calcio come seconda voce e ho conosciuto lì Bruno Pizzul a Zagabria. Avevamo fatto la semifinale Cecoslovacchia-Olanda, ha vinto la Cecoslovacchia ai supplementari con gol di testa di Ondrus sotto una pioggia battente, ancora adesso mi ricordo. Dopo abbiamo fatto la finale per il terzo posto, Jugoslavia contro Olanda. E racconto sempre questo aneddoto perché nella Jugoslavia all'epoca esordì Vahid Halilhodžić. Chi era radioprotagonista in Italia? Halilhodžić, allora Bruno mi fa prima della telecronaca dice ma qua come si chiama? Allora io gli faccio tutta una spiegazione di quella proprio scientifica, dico guarda, questo ha un cognome, lui è musulmano, ha un cognome doppio, lui si chiama Khalil, che è il nome musulmano, nome persona, e Hoxha sarebbe dignitario musulmano, figlio del Hoxha Khalil. Dunque lui si chiama Halil Hodžić, che sarebbe come dire, non so, patroni, griffi, Luzzi, Conti, doppio cognome. Dunque Halil Hodžić. Come dire Sara Cechet Vut. Bravo. Scusi una domanda. Allora lui mi fa Alilozic. No, Halil Hodžić. Alilozic. No, beh, chiamalo. Aveva magari un soprannome, lo so. Un po' come Scuffetto Un po' oggi, come insomma. Scuffetto. Sì, che tra l'altro lo continuano a chiamare Scuffetto. Che ha grosse difficoltà per pronunciare il Come cognome. fosse francese. Volevo fare una No, domanda a e questo allora ospite qua. abbiamo fatto questa partita, finì 3-2 per l'Olanda, fra l'altro, e allora lì ci siamo conosciuti con Pizzo, sia a Zagabria nel 76, esatto. Voi avevate una particolarità che trasmettevate molto dal tubo, no? Nel senso che non eravate Sì, presenti noi, sul campo, no? perché i soldi non erano tanti, fino al periodo in cui siamo stati sotto Berlusconi per 3 anni, lì abbiamo cominciato a viaggiare, ci pareva di essere diventati fenomeni, e dopodiché siamo ripiombati a fare delle cronache dal tubo, non facciamo praticamente Dal tubo. Sì, off. Cioè io quando riuscivano a mettere assieme i soldi che eravamo insieme in carovana, tutte le televisioni jugoslave, noi eravamo la 7ª TV jugoslava, dunque l'ultima ruota del carro, per cui non avevamo neanche il posto di commento, non riuscivano a darcelo, perché TV jugoslava, IRT, quanti posti di commento? 7, no? 7, scherzate, no, perché c'era espressione serbo-croata, slovena, macedone, cioè le tre E aggiungerei quasi la carnica, anche perché arrivava fino in Carnia. sì, no, Perché Bodese era visto un po' Sì. fino a... per le Sì, televisioni sì, è vero. c'erano 3 postazioni per le 3 lingue nazionali, serbo-croato, Certo. sloveno, macedone. Dopo c'era la minoranza ungherese e la Voivodina. C'era la TV, la TV albanese di Pristina, e poi eravamo noi Capodistria, che eravamo proprio l'ultimissima ruota del carro, per cui riuscivamo ad andare in giro a fare telecronache del posto solamente in occasioni veramente molto speciali. Per Però cui- erano bei tempi, no Sergio? Diciamo se- Eravamo giovani, cosa vuoi? Giovani e belli, sì. Comunque- eravamo bambini entusiasti, avevamo ancora memoria, Ecco. cioè meglio di così. Cioè, io vorrei dire questo, perché oggi per me è stata una sorpresa ritrovare questo veramente pezzo di storia per me, e vi ringrazio per questo, perché io da bambina avevo 12 anni, ho visto la telecronaca delle Olimpiadi del 76 a Telecapodistria, noi in Carnia vedevamo Telecapodistria, e mi sono innamorata di quelle ragazze che sciavano a spazzaneve giù per una discesa, dicendo che un giorno avrei voluto sciare come loro. Io ho questo flash chiaro, nitido nella mia mente, cioè, Telecoper Capodistria. No? E questo è un pezzo veramente di storia che mi ha emozionata e che mi ha dato una partenza, poi ovviamente a tante altre cose, però quell'immagine lì è stata un'immagine che c'è dentro il mio cuore ed è un pezzo di storia. E poi Grazie. abbiamo avuto la possibilità di ammirare Grazie, bene, grazie a no? voi. Manuela, permettimi, io ti do del tu perché sono tanti anni che ci conosciamo, dunque mi permetto anche, come si dice, di rivolgermi, diciamo, indirettamente per quanto riguarda in televisione, bisogna darsi tutti da lei. Però quello che conta è che insomma da lì c'è stata quella fiamma, no? Olimpica, che ti ha spinto ad arrivare No, a portare il Friuli importantissima, anche, no? importantissima. Sì. Posso dire, la cosa che a me mi sconvolge dopo tanti anni è appunto avere queste testimonianze qua, perché tutti dicono tu Sergio avevi
ma hai ancora, adesso ancora vivo, questo stile frizzante con le battute, caustico, Certo. non convenzionale, rivoluzionario, che non è che mi fossi messo a tavolino a dire adesso farò una telecronaca alternativa, no, semplicemente noi facciamo le telecronache dal tubo lì a Capodistria, da uno sgabuzzino, dalle telecronache del e dal tubo, da uno sgabuzzino lì infimo, e io ero convinto che mi divertivo, convinto che non ci vedesse nessuno. E invece Per cui ho detto inutile che faccio la telecronaca paludata di quelle che facevano lì alla Rai, gentili degli spettatori, come vedete qui, questo, quell'altro, ho detto, parlo come Magno e faccio telecronache come vorrei che venissero fatte a me. come vorrei ascoltarle. E allora dopo parlavo del più e del meno, facevo queste mie battute, dicevo queste robe. E dopodiché ho cominciato a ricevere lettere, io le vedo da Milano, da Brescia, ho detto, ma questa gente mi guarda, mi sono un po' spaventato, però ho detto, la miseria, ho fatto queste telecronache strane, e dopodiché però tutte queste telecronache dicevano, una ventata d'aria fresca, questo, beh, allora hanno apprezzato, continuo. È una cosa bellissima. Bene. Abbiamo qualcuno Siamo in diretta, dunque facciamo il primo collegamento. Abbiamo Roberto Visentin dal campo di Montebelluna in provincia di Treviso. Roberto, allora raccontaci le ultimissime. Io intanto sono molto triste perché non sento Gemma, prima di tutto. Gemma sta male, Roby. Gemma e Giovanni stanno male. Tutti e due proprio. Tutti e due siamo rovinati oggi. Che sia un male sospetto. Magari si sposano. Che vi racconto? Vi racconto che è l'ennesima trasferta importantissima, perché naturalmente, come vi avevo già preannunciato la scorsa settimana, siamo anche in numero decisamente ridotto. Esatto. Siamo in panchina solo 9 giocatori invece di 10, e tra l'altro 3 di questi sono anche mezzi infortunati, quindi ci servono solo per fare quasi il numero. Dovete fare solo numero, insomma, quello è praticamente sì. Roberto, scusami, volevo chiederti, Dimmi. la classifica dice, insomma, la situazione non è bella, ma non è ancora del tutto complicata. Sappiamo che la squadra di Monfalcone nelle ultime giornate sta tirando fuori le unghie per risalire la china, raccogliere, diciamo, quei punti importanti per quanto riguarda il tentativo, diciamo, supplementare per salvarsi poi, no? Assolutamente sì, poi diciamo oggi non è uno scontro diretto perché loro non hanno credo niente da chiedere alla classifica, se non di portare a termine un bel campionato che stanno facendo con tanti giovani eccetera. Le prossime partite invece diventano per noi assolutamente basilari, perché abbiamo tutti scontri diretti con Dro, Mezzocorona eccetera, che diventano appunto, hanno valore doppio, ecco, a differenza di questa. Certo che un punticino anche da qua lo prenderemo decisamente volentieri. Senti una roba, abbiamo sentito Roberto, scusa, abbiamo sentito dei tamburi, è arrivato qualche tribù particolare lì vicino a te? Sì, noi abbiamo il solito pulmino di affezionati. Il famoso terzo tempo mobile. Trasferte, e ci hanno seguito anche in questa trasferta che è abbastanza lunga di Montebelluna. E il sostegno da parte dei tifosi non è mai mancato quest'anno. Anche se i risultati purtroppo non sono stati di pari livello, però diciamo, io penso che anche da parte loro hanno capito qual è la situazione sia societaria che della squadra. L'impegno c'è sempre stato, forse non ci sono stati i risultati, però purtroppo paghiamo anche un po' il noviziato della categoria. Beh, è un po' un classico, permettimi Roberto, tu sai meglio di me, insomma, visto che sei anche direttore sportivo, che quando si fa avanti di categoria lo sbalzo si nota purtroppo sul campo. Poi sono anche i regolamenti, no, da una parte. Per noi era una categoria completamente sconosciuta, proprio non la conoscevamo minimamente, quindi abbiamo fatto la squadra iniziale con tutto il meglio dell'eccellenza dell'anno precedente. È una squadra che ha vinto comunque il campionato con 76 punti, con 10 punti di vantaggio sulla Triestina, non era proprio una squadra così debole. Solo che dopo dobbiamo fare il compito anche con
discorso dei fuori quota, dove abbiamo pescato tutto sotto. Speriamo bene. Bene, grazie Roberto, perché adesso c'è la fase delle formazioni. Ti chiameremo, Roberto, all'inizio del match, perché adesso non riusciamo più a sentirti perché c'è il megafono dello stadio che sta intervenendo. Ci sono gli annunci delle formazioni, ma Anche noi abbiamo un importante primo break. primo break per le pastine. Certo. E così facciamo entrare anche gli altri E ospiti. così facciamo accomodare anche gli altri ospiti che sono arrivati e continuerà l'altra domenica sempre qui in Lo diretta. sport Triveneto in poltrona, ma tra 4 minuti. Bene, se è pronta la regia, primo break pubblicitario e poi torniamo in diretta. L'autoscuola Cordonese ha 2 obiettivi: sicurezza stradale e superamento degli esami dei nostri allievi. Sono Starnoni Stefano. La mia professionalità, la mia competenza e la cura del cliente sono le mie credenziali. E perché no, anche la convenienza. Il mio cognome è una garanzia. Design dinamico e accattivante. La nuova Nissan Qashqai. Tecnologia avanzata e comfort di categoria superiore. Audace, sportivo ed in completo controllo. Rispetto dei limiti di velocità con il sistema di rilevamento segnaletica stradale. Guida in completa sicurezza con Nissan Safety Shield. Massimo controllo in ogni situazione con il sistema di controllo del telaio. Facilità di parcheggio con il sistema di assistenza al parcheggio. Next Generation Nissan Qashqai. In prova presso Sina Nissan, concessionaria esclusiva per Pordenone e Venezia. Sina Nissan, Pordenone, Spilimbergo, Portogruaro, Mestre. Noi ve la diamo gratis. Gratis! La nuova macchina per il caffè Lavazza. Passa da Inautlet e vieni a prendere la nuova macchina del caffè Lavazza a casa tua, subito il migliore espresso italiano, senza obbligo di acquisto delle cialde. La nuova macchina del caffè Lavazza, gratis a casa tua. Inautlet, i migliori elettrodomestici ai prezzi migliori. Inautlet, passa prima da noi. Un mondo fatto di gusto, di birra e di splendide serate. La cerveseria, non la solita birreria. La cerveseria, un mondo di gusto con le nostre specialità di cucina, tantissimi piatti per tutti i gusti. La cerveseria, una scelta infinita di tutte le birre migliori e le grandi serate con la musica dal vivo. La cerveseria, non la solita birreria, in Viale Madonna di Rosa a San Vito al Tagliamento. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Siamo un'equipe di professionisti. Vi offriamo i servizi più evoluti per la cura e la salute del vostro sorriso. Ottoboni Dental Clinic. Le nostre cure dentali sono garantite nel tempo, in un contesto rilassante, per offrirvi il trattamento più efficace. Ottoboni Dental Clinic. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Passione per il sorriso. In centro a Pordenone, in piazzetta Ottoboni 4C. Fissa un appuntamento senza impegno telefonando allo 0434 27 28 6. Dovunque tu sia, un Pascià c'è. Pascià Group, Pordenone, Ponte Meduna, aperto 24 ore. Una pausa, uno snack, l'aperitivo, una grande sala slot con i giochi all'avanguardia e tutti i servizi. Pascià Azzano X, in piazza, uno splendido Pascià per vivere momenti di allegria. Le serate sempre movimentate, una sala slot ed una grande sala freccette. Benvenuti nel mondo Pascià. Pascià Group, 12 locali, tutti vicino a te. Delizioso! Le pizze, la gastronomia, i mega panini, gli snacks, tutto con i migliori prodotti e tutto direttamente a casa tua, al Buon Gustaio. Se vi siete stufati di cucinare, al Buon Gustaio, tutto pronto. Le pizze con 3 impasti diversi, tradizionale, ai 5 cereali, Kamut, i mega panini, gli snacks, le piadine, le insalatone, al Buon Gustaio. E se fai una festa, ci pensiamo a tutto noi, per banchetti, pranzi o cene, tutto direttamente dove vuoi tu. Chiamaci al Buon Gustaio. Ora sei qui, parte di me. La mia vita adesso sarà più bella, perché io non sarò più solo. Il giorno più importante, Paolo Miotto, stile italiano, la cerimonia, lo sposo, gli invitati, tante proposte per il tuo giorno più importante, il tuo matrimonio. La ricercatezza e l'esclusività per il tuo total look nel giorno più importante.
Paolo Miotto, stile italiano, il tuo abito da sposo. Eccoci qui, l'altra domenica allo Sport Triveneto in poltrona. E siamo tornati per la seconda tranche, gentili telespettatori, del nostro programma. Siamo tornati e siamo quasi pieni. Siamo quasi pieni, ma non pieni mediaticamente parlando, perché ci hanno raggiunto, cara Sara, anche gli altri ospiti, no? Allora, gli altri ospiti, amici del New Team Calcio 5, abbiamo Andrea Sabalino, dirigente sportivo, e Franco Gregorutti, responsabile della squadra. Benvenuti. Sai che per me qua è un po' e buona domenica. È un remake, perché Gianluca Asquini giocava nell'Elite a Palmanova quando ero dirigente a Manzano. Poi se non ricordo male, sei venuto a giocare un anno anche dovevi venire a Manzano. No, ho giocato a Manzano 4 anni. Sì, poi sei venuto a Manzano, io ero appena andato via, sei arrivato a Manzano, e mentre anche Sabalino, insomma, ci conosciamo dai tempi della rappresentativa di Calcio 5 con l'amico Massimiliano Pali, che salutiamo perché un po' è colui che ha portato il calcio, ufficialmente ha portato lui il Calcio 5 in Friuli Venezia Giulia, anche se diciamo prima ci sono stati un po' dei pionieri di questo sport quando non era ancora legata alla Federazione Italiana Gioco Calcio, ma si chiamava Federcalcetto. Sì, giustamente. Senti, già che ormai parliamo, raccontiamo un po' questa avventura della vostra squadra. Non siete nati nel 2007, appoggio della giornata? Sì, 2008. Abbiamo fatto 2 campionati in Serie C, poi abbiamo, diciamo che io sono 4 anni che sono alla New Team. E quindi sono arrivato nella stagione in cui eravamo in Serie B. Abbiamo fatto 2 campionati di Serie B, il primo siamo andati ai playoff, poi siamo usciti. Nel secondo invece abbiamo vinto i playoff, siamo andati in A2. L'anno scorso campionato e giocavamo a Manzano. L'anno scorso ci siamo trasferiti, 2 anni fa? 2 anni fa ci siamo trasferiti a San Vito al Tagliamento. Bellissima palestra, tra l'altro. Sì, molto bella. E al primo campionato abbiamo fatto un'ottima esperienza, perché siamo arrivati a giocarci il campionato fino. Ti interrompo un attimo perché dovremmo avere collegato. Sì, dovremmo avere, se non sbaglio, Stella, Pierantonio Stella. I fischi arrivano in lontananza come il vento. Allora vediamo se è vero, se è Pierantonio Stella di quello o se era un falso allarme. Per San Vitese Sacilese. Pierantonio, mi senti? Pronto Pierantonio? No, non niente ci da sente. Fare. È caduta la linea. Allora andiamo avanti di nuovo con Gianluca. Ecco, e poi quest'anno abbiamo fatto un campionato eccezionale, perché siamo stati in testa dalla prima giornata fino a ieri. Ieri c'è stata appunto la matematica certezza, insomma, della promozione, per cui dopo 15 anni riusciremo a portare il Friuli in Serie A. Senti, fuori dai denti, cos'è cambiato dal calcio 5 dei tuoi tempi, quando lo frequentavi da calciatore, a oggi? Direi che è un altro sport adesso, perché è aumentata la velocità, la fisicità, è molto più spettacolare, c'è molta più tecnica. Ma quindi come nel calcio a 11? Cioè ci sono stati più o meno gli stessi meccanismi? Sì, sicuramente. Sì. Forse è arrivato Pierantonio. Forse abbiamo recuperato Pierantonio Stella da Cile, vediamo se è vero. Pierantonio, mi senti? Allora, a te la linea, Pierantonio, penso che la partita sia iniziata, dunque raccontaci un po' i primi secondi di gioco, le formazioni e soprattutto l'atmosfera che si sta vivendo in questo momento, in questo importante derby, un testa-coda della serie, tutto da vivere. Sì, esattamente, dici bene, una testa-coda fondamentale, soprattutto per la San Vitese, che come sappiamo è impegnata a districarsi nella lotta per evitare i play-out. Per la Sacilese comunque un derby importante, anche perché l'obiettivo della squadra di Ventina, come sappiamo, è quello di riuscire a staccare la quarta, il Belluno, almeno di 10 punti. In questo momento sono 6, 7 con il risultato che si sta
che si sta verificando qui in questo momento, perché questo le permetterebbe ovviamente di evitare la semifinale playoff e di arrivare direttamente alla finalissima con chi delle due, tra Marano e Pordenone, non riuscirà a vincere il campionato. Pierantonio, scusa, sì. Ma si assapora questo probabile passaggio nella nuova Serie C, cioè fare lo sgambetto al Pordenone? Ma è chiaro che stuzzica molto l'idea di fare un'eventuale finale playoff con il Pordenone, perché come puoi immaginare avrebbe a livello anche di richiamo, di pubblico, di interesse, tutta una valenza ovviamente eccezionale rispetto a quello che comunque potrebbe essere sicuramente una partita altrettanto interessante, ma magari con un fascino decisamente inferiore, come potrebbe essere appunto una finale col Marano, chiaramente. Però questo non toglie che, a prescindere poi dalla rivalità, come spesso ha anche ribadito la società, in ottica provinciale, anche qui a Sacile ovviamente si spera che sia il Pordenone alla fine a prevalere in questo duello. Però è inevitabile, insomma, penso faccia parte anche delle normali dinamiche dello sport, insomma, che nel caso ci fosse un derby avrebbe chiaramente degli stimoli, offrirebbe degli stimoli e delle motivazioni del tutto particolari. Ecco. In questo momento com'è la situazione per quanto riguarda il match? La formazione, qui le formazioni sono scese in campo da circa 5 minuti, il risultato è di 0-0, non è successo praticamente nulla, a eccezione di un tentativo abbastanza velleitario della Bianca dal vertice destro dell'area. Vado velocemente a leggervi le formazioni. Ricordiamo che la Sacilese senza due pedine molto importanti in difesa come Riccardo Baggio e Francesco Grazzolo, il primo squalificato, il secondo invece alle prese con un infortunio al ginocchio, per cui una difesa totalmente inedita, quella della Sacilese, composta da Peressini, Slongo e Manucci. Bazzichetto ovviamente in porta, poi a seguire Favret, Grion, Boscolo Papo, Spagnoli, Fraccaro, Paladin e Beccia. Fraccaro è contenta Sara. Bisogna smetterla con questa favola su me e Fraccaro, non è vero? Pierantonio non gli credere. Però oggi Fraccaro farà 2 gol, me l'ha detto sì, Sara a telecamere spente. Beh, ovviamente noi ce l'auguriamo, se poi facciamo contenta anche Sara, ben venga, insomma, questo in diretta invece vi racconto velocemente questa volta un tentativo molto più concreto della Bianca appena dentro l'area, Bazzichetto. Pronto? Eccoci. Sei di nuovo in diretta, niente da fare. Dal dischetto è caduta la linea, mentre stava arrivando sul dischetto si è inciampata, la linea telefonica è caduta. Abbiamo intanto, in attesa di ristabilire, chiedo alla regia appena può, di ristabilire il collegamento con Sacile. Abbiamo detto insomma Fraccaro che oggi farà 2 gol, così me l'hai detto prima, e non smentire, perché mi hai mandato anche il messaggio, guarda, ce l'ho qua. Oh, ma io sono oggi segno 2 gol. C'è scritto, oggi segno. Mi porterà male, secondo me. Mi pare che abbiamo ristabilito il collegamento con Sacile, vediamo se è vero. Pierantonio, eccoci. Sì, sono qua, si vede che oggi appunto è il grande pubblico, a Corso Fiore 25 aprile le linee si vede che fanno le bizze. Comunque dicevo appunto una Sacilese in formazione rimaneggiata in difesa, ve l'ho praticamente, dicevo, a parte questo per il resto confermato l'11 della vigilia, la San Vitese risponde con Presson, Soggia, Giuliani, Sittaro, Giacomini, Zorzetto, Pecile, Amadio della Bianca, Giglio, Fuscello. È importante, ripeto, il recupero anche per la San Vitese a parte del giovane Pecile e di un Della Bianca che è tornato insomma in condizioni migliori dopo che domenica scorsa nella sfortunata sconfitta col Dro aveva dovuto giocare nonostante una fastidiosa influenza. Qui ribadisco adesso allora il punteggio, siamo circa al 7° minuto, 0-0, più pericolosa la San Vitese, Sacilese che per ora agisce in rimessa e ovviamente sentiamo il prossimo collegamento. Linea aperta per te Pierantonio, in caso di qualsiasi occasione importante o reti, insomma ci puoi chiamare quando vuoi, comunque ci riaggiorneremo più tardi. Tra l'altro vi ricordo che Sacilese-San Vitese è una delle 2 partite da indovinare per il nostro 3 su 3, quindi Sacilese-San Vitese e Montebelluna, Unione Fincantieri Monfalcone per portarsi a casa il nostro climatizzatore Electrolux, cioè non nostro, di In-Outlet in realtà. Beh, nostro sponsor, però noi ve lo regaliamo. Eccoli lì, Pordenone e Giorgione già giocata, restano da indovinare appunto Sacilese San Vitese e Montebelluna Fincantieri Monfalcone. C'è tempo fino alle 15:55 attraverso i nostri numeri di telefono, dunque WhatsApp o SMS. Vi ricordo il numero che hai cambiato, 333 8306 875. Ma mi è familiare questo numero, non so di qualcuno che conosciamo. Oppure diciamo... Non date in giro il mio, mi non date in
giro il suo, ve lo do dopo io. O quello di Pamela. Ve lo giro anche quello di Pamela. Che non vi venga in mente. Attraverso la nostra pagina Facebook. Cosa succede in serie? Ah sì, l'altra domenica lo Sport Triveneto in poltrona, ma insomma lo sanno a casa? Lo so, ma ormai lo sanno. Guarda, l'altra domenica tutta al femminile. Sara, sei bellissima e bravissima, forza Samp. Questa è la mia curva, ma mi sa che la Samp si è mangiata un gol, vero? È successo se l'è qualcosa? divorato, Se l'è divorato. Qua qualcuno ha detto ciabattata ignobile. Ciabattata Sul ignobile. fondo. Vabbè, forza Samp che Juve. c'ho i tifosi. Aspetta, ho dato il messaggio, forza Juve, Sara, sei meglio della Madunina, te brilli dell'untan e te vicin. Questo è un po' milanese misto pordenonese. I miei amici juventini, ciao, grazie. Allora, Manuela Di Centa. Eccoci. Raccontiamoci La interroghiamo? un po'. La interroghiamo subito, La si interroghiamo. prepari, mette la cuffia, vuole la 1, la 2 o la 3? La 3. La 3, estraiamo la 3. E allora, la numero 3, Lillehammer 94. Se le dico questa frase, Manuela Di Centa cosa ci risponde? Compleanno, 20 anni, quindi è un compleanno di 20 anni, un compleanno che poi in Friuli credo che sia stato un compleanno particolarmente bello, dove in quelle Olimpiadi siamo partiti da Sarajevo, e in quelle Olimpiadi finalmente sono arrivata in una condizione ideale dopo 1000 peripezie. Ho cercato di dare veramente il massimo, quello che è il mio concetto di base, e quella è stata un'Olimpiade dove con 5 medaglie, insomma, devo dire che più di così è difficile, anche se non erano tutte d'oro, ma basta così. Si entra nella storia indubbiamente, però si entra anche nella storia anche per senso di responsabilità nei confronti di quello che poi rappresenti. Per esempio per me rappresentare la mia terra, essere friulana, e anche adesso con questa nuova avventura da friulana, da donna della Carnia e friulana, dico è stata dura vincere le medaglie. Come atleta credo che ci vorrà anche tanto coraggio e tanta forza anche in questa nuova avventura. A 20 anni da quelle sono sempre in pista. Non è la stessa cosa, no? Però, non è la stessa cosa, però lo spirito combattivo è rimasto quello. Aggiungere che Lillehammer sono state, secondo tutti, le Olimpiadi invernali per antonomasia, quelle più come belle, Roma 60, quelle più belle che mai ci siano state, per cui vincere ancora nel 94 nelle più belle Olimpiadi della storia è ancora più un titolo di merito. Poi l'Italia ha vinto anche tanto in quelle Olimpiadi, non solo nello sci nordico dove abbiamo fatto un po' man bassa, ma abbiamo vinto nello sci alpino, nello slittino, abbiamo vinto, praticamente siamo stati... Ho fatto la telecronaca della staffetta. Ecco. Quale? Quella maschile? Sì, a Lillehammer l'Italia come è stata? Col Come è stata? Dai, vai. Famoso salto troppo bella. Trovi il silenzio del pubblico quando fa un battuto Deli all'arrivo. Se non ricordo male fece uno saltino. Che poi il mio collega Sandro Vidi, dopo mi ha detto, parlando tanti anni dopo che i norvegesi, con un giornalista norvegese gli chiese ma della staffetta di Lillehammer, questo qua lo guarda, classico scandino, dice c'è stata una staffetta? Se mi ricordo il classico completamente rimosso. Secondo te? No, non mi chiedere 94 ero piccola. Sai chi ha battuto Fauner in quella cosa? È come dire, non so, fai un rigore, insegni un rigore a Maradona, no? Sì. C'era un certo Björn Daly che era il numero 1 all'epoca dello sci di fondo, un po' come Maradona o come Eddie Merckx. Quelle annate buone in cui lui mi ricordo che sul traguardo fece il saltino, proprio arrivarono appaiati e fece quel saltino, quella specie di fece quella specie di sprint, no? Infatti i norvegesi dopo, mangiata la foglia, la staffetta dopo misero l'ultima frazione a Asgård e infatti vinse la Norvegia. Si recuperarono la medaglia. Ma senti una roba, Manuela, se non sbaglio. Bartali diceva, no? Gli è tutto da rifare, ma per quanto riguarda gli sport invernali in Italia gli è tutto da rifare oppure si può salvare ancora qualcosa? Ma credo che molto seriamente parlando ci sono tante cose da rimettere a posto. Assolutamente non si può buttare via tutto, no, questo sarebbe pazzesco. Tenere le buone energie, sicuramente ce n'è tante tra gli atleti, tra i tecnici, tenerle assolutamente, saperle organizzare meglio, e poi comunque credo che fondamentalmente una federazione, è giunto il momento per una federazione di guardare non solo all'agonismo dove c'è tanto da riorganizzare e da rimettere in pista, ma una federazione deve un po' anche vedere, secondo me, quello che è un tema del mettere sul campo o in pista non solo i grandi agonisti, ma anche le persone che amano stare vicino alla neve, vicino alla montagna, vicino a quegli elementi che sono tipici e unici della Federazione Sport Invernali. Ricordiamo che
ci sono ben 16 discipline sportive rappresentate nella federazione, quindi è una federazione grandissima. 9 sono olimpiche, le altre sono di carattere, non sono olimpiche, però questa federazione rappresenta anche il mondo della neve, il mondo degli impianti, il mondo degli appassionati, non quelli che appunto si approcciano alla neve, alle piste, alla montagna, con lo sci alpinismo, non per l'agonismo ma per stare bene, e tutto questo mondo va coinvolto. Spesso si dice no, ma la federazione sta perdendo così i tesserati, c'è poca gente che segue. Beh, ecco, la federazione si deve aprire. Senti, si dà sempre la colpa però al calcio, no? Che è quello che toglie le risorse, succhia, però so succhia che ad il esempio i sangue. sport invernali sono molto seguiti, perché io non sono proprio un appassionato al 100%, però so che quando sono le gare di sci alpino, di Beh, sci poi nordico, nella nostra no? regione insomma sono molto sentiti. Certo, ma anche gli sport nuovi, no? Sono molto seguiti. Ma io credo che bisogna farsi anche un'autocritica. Innanzitutto bisogna essere appetibili. Io credo che con i nuovi mezzi che ci sono adesso, questa è una delle mie proposte, Certo. per esempio vedo una Fisi 2.0, di modo che tante gare, anche quelle piccole dei ragazzini, siano in streaming, siano visibili, che vengano, insomma, ecco, sì. oppure che vengano utilizzati quelli, i Facebook, tutte queste I social network, che coinvolgono anche da casa, voglio dire. Questo è un nuovo modo per aprirsi. Non basta solo aprirsi all'interno come dialogo interno di federazione, che manca anche questo, ok? Però bisogna aprirsi all'esterno, e per coinvolgere i giovani bisogna coinvolgerli con le tecnologie che ci sono. Ecco, E gli impianti? quindi, gli impianti, beh, intanto il nostro Friuli ha fatto dei grandi miracoli sugli impianti, perché voglio dire, anche se non abbiamo montagne alte, e questo purtroppo non possiamo deciderlo noi, Però abbiamo posti però bellissimi. abbiamo dei poli che sono dei piccoli fiori all'occhiello, e la nostra regione in questo ha sempre messo tutta l'energia possibile. È chiaro che magari non basta, bisogna riorganizzare meglio anche quel sistema turismo, sport, grandi eventi, perché no? Abbiamo perso la Coppa del Mondo a Tarvisio di sci alpino, credo che sia un punto fondamentale, bisogna fare in modo di recuperarlo, però per fare queste cose bisogna essere in squadra, bisogna lavorare in squadra. Non è solo sport, è anche condivisione col territorio e Cioè, quant'altro. le idee ci sono, manca un po' la cementificazione fra i ruoli. Questo è la... Sì, e poi manca anche, per esempio, nello sci nordico, manca, per esempio, proprio nella mia zona, manca una bella situazione di impianto per la Coppa del Mondo, cioè di alto livello. Noi in regione abbiamo buone piste, però una Coppa del Mondo ancora non riusciamo a metterla insieme. Quindi non riuscite ad attirare gente magari dall'estero? Non Grandi solo eventi. quello, però un grande evento è chiaro che sul territorio ti dà visibilità mondiale, sapendola gestire, perché la devi rendere visibile anche questo. Sono strategie che però vanno condivise insieme, sia con la federazione ma altrettanto con il territorio, inteso istituzione, Beh, certo, le province, organizzazioni la regione. sportive, chiaramente, regione in primis, eccetera. Però il Friuli in questo ha sempre avuto una grande ottica e una grande visione, ma da condividere, che da soli si va da nessuna parte. Facendo i Bessoi facendo i Bessoi, ma ti attingi insieme, va. Ognuno ha il ballo con suo agne, però l'importante è fare tutti insieme. Ecco, fa un bel valzer, eccetera. Ecco, no, perché fa sistema, come bisogna farlo, ma non solo nelle imprese, anche nello sport, che poi lo dice sport, ma sport vuol dire, turismo, vuol dire turismo, energie, vuol dire gente che gira, operatori che lavorano. Cioè, guarda che io oggi... non so, no, Giovanni, io non so cosa gli hai dato prima di venire qua, però no, ci siamo messi d'accordo. Tra l'altro è successo qualcosa in Serie A, infatti Pamela? volevo passare la parola a Pamela. Infatti ha segnato il Lazio. Ha segnato il Lazio? Chi ha giocato? Il Lazio. La Lazio. Il Lazio. Allora io ti regalerò un quaderno con le regioni, invece che con le regioni d'Italia, con le squadre, con le città. Quando io andavo alle Metterai le elementari, freccette, scusa, quando ce andavo le avevo anch'io. Ce l'avevi anche tu? Guarda che siamo nella stessa epoca. Lo so. So che tu sembri mio zio, però in realtà Lo so, ma siamo sai che coetanei. Noi acquari siamo allora sappiamo volare bene. Siamo un po' raggruppati in pochi perché giorni. non è un segno di aria, non di acqua. 26 dell'1 pure. Io il 29. Qui tutti acquari. Mentre voi hai il 31. No, io sono Sagittario, tutt'altro. Invece un aggiornamento della Serie D. Ma il portiere del Parma è quello, il nostro benefattore di mercoledì, perché ha fatto un intervento meraviglioso per il gol della Lazio. Visto.
Sarebbe sempre Mirante. Per par condicio, sì, perché per par condicio perché la Lazio è ancora per le europee, allora è ha scattata fatto la la par condicio. stupidata anche oggi. No, ma è che è scattata la par condicio per le europee, no? Allora per essere in par condicio giustamente ha detto non do solo alla Juve, facciamo anche ai Lazio. Oh, ma ti do un aggiornamento della Fatto un Serie gol al B Lazio. che non piacerà al nostro amico Roby. Certo. Montebelluna 1, Fincantieri Monfalcone 0. E allora appena possibile Enrico, se puoi riesce a collegarti chiamarcelo. con il nostro Roberto Visentina Se non è che ci troppo racconterà, triste. soprattutto se quello del tamburo non lo lascerà parlare, perché prima sembrava la TV dei fidi neri. Ma sai che lì hanno un tifo molto affezionato. Tifo forte, no? Sì, Tifo- sì, quello del Ma nel calcio 5 c'è questo tifo forte, Sabalino? Ma diciamo che purtroppo noi in regione non ancora, non c'è questo tifo forte. Quando andiamo a giocare fuori casa un po' lo senti, e magari più caldo è il sud, ecco. Un po' sì. Lo sentono un po' di più. Sì, da Roma in giù sono un po' più preparati a questo Quindi voi tifo. andate in trasferta in tutta Italia? Noi il nostro girone, diciamo come raggio d'azione, va fino a Pesaro, fino a Osta e 2 partite in Sardegna. Sono sei. Insomma, vi muovete parecchio. Parliamoci chiaro, c'è anche un discorso. Abbiamo Roberto Petta Visentini in collegamento da Montebelluna. Allora Roberto, ci vuoi raccontare questa marcatura della formazione della marca? Sì, siamo partiti naturalmente in salita come ci capita abbastanza spesso ultimamente. Abbiamo avuto un'occasione da parte nostra, un gol annullato, però giustamente direi il nostro giocatore era di 1 metro in fuorigioco. Subito dopo su un capovolgimento dell'azione, palla lunga del Montebelluna, il nostro difensore era in anticipo, ha mancato però la palla lasciandola praticamente sui piedi del loro centravanti che l'ha buttata al centro e il numero 11 Zanetti ha ribadito in gol. C'è stato uno sbaglione difensivo di Che dire, siamo abituati a partire in salita, speriamo di riuscire in qualche maniera a recuperare. No, la grande belga no, C'è la maratona, non c'è la maratona oggi? Oggi è stata la maratona da Cividale a Aquileia. Cividale Palmanova a Aquileia. Grazie tanto Roberto Visentini, che ci sentiremo più tardi, Sperando in buone notizie. Speriamo bene, no? Naturalmente, in caso positivo vi chiamo. Noi tifiamo per te. Ciao, te devi sentire una roba, no? Si ciacola tanto qua in studio, però l'importante è che ciacolà bene anche voi, no? Nel senso che la mettete dentro, no? Naturalmente. Ecco, perfetto. Okay. Dai che c'è ancora tempo. Dai che la partita è lunga e il gol arriverà. Il gol arriverà. Ecco, il mio reuma preferito. Io volevo rilanciare l'altro gioco però, perché abbiamo riparlato del 3 su 3 ma non dell'1x2. Enrico, se riesci a prepararci la grafica del gioco degli amici del Pascià. Vi ricordo che noi qui in studio abbiamo 6 bottiglie di vino da regalarvi. Signore e signori, Montepulciano e 3 di come dice il Premier, signore e signori, venghino, non sono all'asta, mamma ma mia, vi è vero. proponiamo 3 bottiglie di bianco di quello eccezionale veramente. Chardonnay eccezionale quasi quasi veramente. una me la imborso prima di E andare poi via. no, intanto spariscono già domani mattina perché io scommetto che arrivo qua domani. Non so No, che più le domani bottiglie. mattina io li porto via Ma io te stasera. lo dico che domani arrivo qua, per me è l'Anastasi, che arrivo la collega Anastasi. Ciao Annalisa. Ciao Annalisa, oppure Terenzani anche. Ok. A parte gli scherzi, poi abbiamo 3 bottiglie di rosso o nero in base No, a ma scusa, il Montepulciano è rosso, non è Sì. nero però. No, però Secondo me. Gigi, tu che tu sei di là dal club, spieghi bene. Mi spieghi. Spieghi bene. No, che dal rosso. No, nero è un'altra cosa, nero. Ma noi in Friuli Ah, voi dite spesso nero. diciamo nero, eh? Ok. Dalle vostre parti è rosso o nero? Intendi in Inghilterra o a Trieste? Dipende, territorio libero, dai. Territorio libero, io dico rosso, però vabbè, insomma. Nero, ma non sono No, tanto però, triestini. però bisogna stare attenti, Sergio. Sì. È nero. Però se ti ordini un nero, a Ti Trieste arriva il città tè. ti arriva il caffè. Attenzione. Di Trieste città. In Osmizza no, in effetti in Lo Osmizza no, arriva lo il ti danno bicchiere di quello rosso. tosto, il terrano, quello che puoi anche scriverci una lettera sopra. Lo lanciamo questo Dai, gioco lancia- per bene? lancia sto gioco, dai, lancia Vediamo l'1x2, che fatica che faccio a dirlo giusto questa. Eccolo lì, 1x2, 1 per 2, esatto, bisogna indovinare. Lazio 1.
Lazio 1? Sì. Però può ancora cambiare tutto, Sì. c'è ancora tempo. E poi Torino-Cagliari che è ancora ferma sullo 0-0. Vi do il numero di telefono giusto, 333-8306 875. Cosa abbiamo? Sempre 15.55 come Certo, termine c'è ultimo? scritto ore 16, c'è scritto ore 16. scritto? Era scritto a caratteri cubitali, ore 16, guarda. Secondo il calendario, secondo l'Europa occidentale. Secondo il calendario ore 16. azteco. Tu sei abituato con Greenwich, Greenwich, dunque sì. anticipiamo di un'ora, ma noi Altro andiamo in fuso. Inghilterra tra un'ora, anzi della Gran Bretagna per la precisione. Dai, giocate che non è così difficile Senti, la sono le sfilina. 13:24 e Siamo in 58 tempo per la secondi. seconda barra, come Lanciamo dice la seconda Giovanni. barra La pubblicitaria. seconda barra, lanciamola. La lanciamo? Restate lì perché tra 4 minuti torniamo con l'altra domenica allo Sport Triveneto in poltrona con tutti questi ospiti. Non cambiate canale. L'autoscuola Corleonese ha due obiettivi: sicurezza stradale e superamento degli esami dei nostri allievi. Sono Starnoni Stefano. La mia professionalità, la mia competenza e la cura del cliente sono le mie credenziali. E perché no, anche la convenienza. Il mio cognome è una garanzia. Design dinamico e accattivante. La nuova Nissan Qashqai. Tecnologia avanzata e comfort di categoria superiore. Audace, sportivo ed in completo controllo. Rispetto dei limiti di velocità con il sistema di rilevamento segnaletica stradale. Guida in completa sicurezza con Nissan Safety Shield. Massimo controllo in ogni situazione con il sistema di controllo del telaio. Facilità di parcheggio con il sistema di assistenza al parcheggio. Next Generation Nissan Qashqai. In prova presso Sina Nissan, concessionaria esclusiva per Pordenone e Venezia. Sina Nissan, Pordenone, Spilimbergo, Portogruaro, Mestre. Noi ve la diamo gratis. Gratis! La nuova macchina per il caffè Lavazza. Passa da Inautet e vieni a prendere la nuova macchina del caffè Lavazza a casa tua. Subito il migliore espresso italiano, senza obbligo di acquisto delle cialde. La nuova macchina del caffè Lavazza, gratis a casa tua. In Outlet, i migliori elettrodomestici ai prezzi migliori. In Outlet, passa prima da noi. Un mondo fatto di gusto, di birra e di splendide serate. La cerveseria, non la solita birreria. La cerveseria, un mondo di gusto con le nostre specialità di cucina, tantissimi piatti per tutti i gusti. La cerveseria, una scelta infinita di tutte le birre migliori e le grandi serate con la musica dal vivo. La cerveseria, non la solita birreria. In Viale Madonna di Rosa a San Vito al Tagliamento. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Siamo un'equipe di professionisti. Vi offriamo i servizi più evoluti per la cura e la salute del vostro sorriso. Ottoboni Dental Clinic. Le nostre cure dentali sono garantite nel tempo, in un contesto rilassante, per offrirvi il trattamento più efficace. Ottoboni Dental Clinic. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Passione per il sorriso. In centro a Pordenone, in piazzetta Ottoboni 4C. Fissa un appuntamento senza impegno telefonando allo 0434 27 28 6. Dovunque tu sia, un Pascià c'è. Pascià Group, Casarsa della Delizia, aperto 24 ore. Un'ampia terrazza con tutte le partite, ideale per le feste. Gli snacks, tutti i servizi online. La nuovissima sala slot con le videolottery ed i giochi più avvincenti e moderni. Pascià San Vito al Tagliamento. Giovane, allegro per le colazioni, gli aperitivi, le grandi serate. Ed una grande sala slot per giocare alla fortuna. Benvenuti nel mondo Pascià. Pascià Group, 12 locali, tutti vicino a te. Delizioso! Le pizze, la gastronomia, i mega panini, gli snacks, tutto con i migliori prodotti e tutto direttamente a casa tua. Al Buon Gustaio, se vi siete stufati di cucinare, al Buon Gustaio, tutto pronto. Le pizze con 3 impasti diversi, tradizionale, ai 5 cereali, Kamut, i mega panini, gli snacks, le piadine, le insalatone. Al Buon Gustaio. E se fai una festa, ci pensiamo a tutto noi, per banchetti, pranzi o cene. Tutto direttamente dove vuoi tu. Chiamaci al Buon Gustaio. Ora sei qui, parte di me. La mia vita adesso sarà più bella, perché io non sarò più solo. Il giorno più importante, Paolo Miotto, stile italiano, la cerimonia, lo sposo, gli invitati,
Tante proposte per il tuo giorno più importante, il tuo matrimonio, la ricercatezza e l'esclusività per il tuo total look nel giorno più importante. Paolo Miotto, stile italiano, il tuo abito da sposo. L'altra domenica allo Sport Triveneto in poltrona con Cari in braccio. Fortunata. La famosa Cari Abdul Jabbar. Sono contento, poi ci spiegherà chi è, per chi non lo sa, ci spiegherà il bene dopo Sergio Taucer. Che poi la fortuna di questi cagnolini così piccoli è che te li porti dappertutto. Sono fantastici. anche in valigia, no? Sono pocket. Sono da tasca. Addirittura mi pare all'Ikea. Sul carrello. C'è il carrello, gli metti il tappetino e mi hanno detto, Sì. Senti, sono novità. Durante la pausa ha segnato il Parma. E chi ha segnato? Biabiani. Brava. Pareggio? Di provincia di? Biabiani. Biabiani. Quindi è già cambiato il primo risultato della nostra schedina. Soprattutto amici e amiche all'ascolto che si seguite vicini e lontani sul canale 15 del digitale terrestre Friuli Venezia Giulia. Ha pareggiato i nostri amici. E 97 nel Veneto ha pareggiato Robby. il Monfalcone. Allora vediamo se abbiamo collegamento con Roberto Visentini. Diamo tempo al nostro Enrico in regia di Intanto, collegarsi. mentre lui prepara le sue cose, Mezzocorona 1, Tamai 0. Altro risultato, non so, prepara il suo collegamento, io non lo so cos'è che vediamo in regia. Che è successo? Offside. No. Niente gol del Verona. Niente gol del Verona. Volevo però dire una cosa con la Manuela. Ha segnato il Mezzocorona sul Tamai 1-0. Volevo dire una cosa a proposito di questa candidatura alla presidenza della FISI. È importante perché abbiamo finalmente una persona del Friuli Venezia Giulia che a livello nazionale si candida per ricoprire un ruolo importante. Poi una ruolo persona che non così... era mai stato coperto, no, da noi, se non sbaglio. No, mai Friuli. Avevamo in provincia di Pordenone il vicepresidente Predieri. Fa. Ecco. Ma la presidenza mai e poi soprattutto poi una donna. Questo guardate Cari come contenta. Ti stiamo mettendo in minoranza. Però va detto a Cesare quel che è di Cesare. Il Friuli ha portato tantissime medaglie, soprattutto nel nordico ovviamente, alla federazione nazionale, quindi abbiamo uno status, siamo piccoli ma in questo piccolo abbiamo una grandissima qualità perché abbiamo dato veramente Insomma hanno un debito di riconoscenza. Beh insomma non si ragiona così, ma noi dobbiamo Però dirci che la nostra regione comunque ha uno spessore elevato per quanto riguarda la competizione, le medaglie e questo comunque ha un senso, peso, importante, vuol dire. È arrivato Forza Montebelluna. Pamela, sei allo spettacolo, vai così e Forza Monte. Infatti è pareggiato adesso. Pronto, Robby? Roberto, raccontaci. Abbiamo pareggiato. Lo sappiamo. L'avevo annunciato, C'è stata una verticalizzazione per Bardini che appena entrato in area ha subito un fallo e l'arbitro ha dato rigore ammonendo anche il difensore del Montebelluna. Se devo essere onesto, in tribuna ci sono stati pareri contrari. Per qualcuno c'era il fallo ma era fuori dell'area, per qualcuno non c'era neanche il fallo e era in area. Beh, Roberto, scusa, se dobbiamo mettere in conto tutto quello che è capitato a voi, parata di contento. Stiamo giocando con un po' di ingenuità in qualche caso perché abbiamo un 97 che sta giocando oggi e altri fuori corsa, quindi. Senti che tifo che c'è lì? Sì. Tamburi, tifo. È il nostro pulmino questo. Poi ricordiamo il pulmino mobile del terzo tempo dell'UFM. Non solo mangiano e bevono, qualche volta anche tifano. Quello è un optional, no? Diciamolo subito. È un optional quello del tifo. Contropiede per noi. Attenzione. Il portiere anticipato a campo e ha buttato fuori. Bene, grazie. Comunque stiamo giocando, dai, almeno abbiamo Roberto, cosa un pochettino più. Roberto, cosa ti avevo detto?
Adesso non siete più niente, ma comunque cosa ti avevo detto che il gol arriva? Ci sentiamo se cambia qualcosa, Roby. In positivo, In soprattutto. positivo, mi raccomando. Bene, allora intanto in Serie A ricordiamo, facciamo un giro di valzer per quanto riguarda i primi 30 minuti. Pamela, te la linea. Verona-Genoa 0-0, Lazio-Parma 1-1, Sampdoria-Fiorentina 0-0, Torino-Cagliari 0-0. Dove gioca il Torino? Dove gioca il Torino? Torino. Che è anche la cittadella. Che stadio? Juventus. A Juventus? A Juventus, No, le ho fatto Sara io mi ha un'altra chiesto che anche la domanda. città Allora, della... spieghiamo che il Torino, in che campo gioca il Torino? Adesso si chiama Stadio Olimpico, una volta si chiamava Stadio Comunale, adesso invece è lo Stadio Olimpico, mentre la Juventus gioca al Juventus Stadium. Stadium, che era il delle Alpi, Sì. il vecchio delle Alpi, invece il Torino gioca al Comunale. E forza Juve, Dobbiamo dico ricordare, io. in attesa Comunque della volevo costruzione del rispondere al Philadelphia. messaggio che è arrivato, Prego. forza Da Montebelluna. Sì. Cristian? Cristian, Si Cristian, è firmato, c'è scritto così. si chiama Cristian. E sì, un po' di cuore di Montebelluna perché comunque ho Quale parenti. parte, scusa? Eh? Quale parte del cuore? Quello a sinistra. Quella a sinistra. Sì. Vedi, io il fegato, sai dove ce l'ho? No, io non so neanche dove ce l'ho io, quindi Il figurati se mio è so dove ce sparito l'hai da tu. qualche mese, non si Guarda sa che ha più. insegnato in Serie A, Ha invece di parlare del segnato! Fai fegato. perdere che segna in Serie A. No, segna. Ha segnato il Verona. E chi ha segnato? Marco Donadel. Marco Donadel di Portogruaro, no? Ma perché di quelle zone lì? Non conosco. Non conosci? Non conosco. Allora, per i nostri amici da casa, mandate un sms al 333 8306 875 con su scritto: ti faccio conoscere Donadel, cara Sara Cecchet Woodcock. Ecco. Io sono già fidanzata, Omer, non mi serve tutto questo tam tam. Ci sta guardando? No, mi guarda mai. Non ti guarda. C'ha sempre altro da fare. Allora mandate un altro sms per il fidanzato e dire: devi guardare Sara, non sta sul lungomare di Barcola. Beato lui, quest'ora si sa. Ma che lui arriva del Garda a casa dei suoi. arriva del Garda, figurati. arriviamo a Beato casa lui del Garda. davvero. Ma arriviamo E io al sono qua per stare con voi. Se lo E tu sapevo sei mi qua. davo malata anch'io. Si Vabbè. noti i tretars di. Se facciamo vedere i tretars di. Devo mostrare le scarpe, Faccio dove vedere le- i suoi tretars, grazie. Non credo che. Dove le infilo? Non so, Qui? veda lei. Scusa Simone se Si noti Ma i le ho già tretars usate queste? di. Sì, ma li aveva già usati. Sto cadendo. Sono. Vabbè, magari perché sono- qualcuno non le aveva viste. Sì. non sa mai. No, Ci anche sa mai. quella volta Giovanni li ha fatti inquadrare. Addirittura. Perché Giovanni è un intenditore. È molto beh. attento. Ciao Giovanni, chissà se ci sta guardando. Ho l'onore di conoscere i ragazzi e lo staff della New Team personalmente. Sono delle persone uniche, ci hanno regalato ieri, ma non solo ieri, un'emozione immensa. Auguri aspetta un attimo, vado su qua, di continuare con tutta la serenità e entusiasmo questo grande sogno. Firmato CM, che vuol dire? Beh, che bel messaggino. Bene, Che ne so cosa vuol dire CM? Sarà la firma del loro Corrente fan. mese. Corrente mese. Che bel messaggino, CM. Allora, Ai, ai, torniamo ai. al calcio a 5 perché abbiamo sentito l'allenatore e il direttore sportivo. Adesso invece sentiamo il dirigente di mezzo, no? Che si dice che sono quelli silenziosi che però che alla fine, operano. Ma no? non molto silenzioso. Non so. Quest'anno abbiamo fatto un campionato eccezionale, abbiamo costruito una squadra per vincere e un po' di rammarico ci rimane la Coppa Italia che ci è sfuggita. Comunque siamo molto soddisfatti di questo campionato e adesso ci godiamo questa vittoria e poi ci prepariamo per il prossimo anno costruendo un'altra squadra possibilmente più forte di questa per rimanere in A2. Fate anche il settore giovanile? Sì, abbiamo 3 squadre, abbiamo l'Under 18, l'Under 21, l'Under 18 e i piccoli amici. Comincia, vuol dire che il movimento c'è. Sì, c'è. Senta, voi siete nati ufficialmente a Strauchina, no? Dunque a Poggio Terza Armata. Sì. No? Perché sai che si chiama Strauchina, poi Non lo sapevo. si chiama Strauchina, poi è arrivato Poggio Terza Armata dopo la prima guerra mondiale. Bene. Allora, siete nati lì, purtroppo le infrastrutture non ci sono a Sagrado perché avete difficoltà, avete dovuto cominciare a Romans di Sonzo per quanto riguarda il coperto, perché adesso non si può più giocare all'aperto per quanto riguarda il calcio a 5 e piano piano vi siete spostati verso San Vito che ha risposto alla grande, anzi colgo l'occasione per ringraziare l'amministrazione comunale e tutti anche questi tifosi che vengono al sabato a seguirsi alle partite. Certo. Io ho avuto occasione di seguirvi anche su Rai Sport, qualche anticipo di campionato. Sì, abbiamo avuto quest'anno anche un grosso evento a San Vito che abbiamo ospitato la nazionale e in 2 serate abbiamo fatto il pienone della palestra, circa 2000 persone in 2 serate. Questi eventi sono da traino per questo calcio, chiamiamo per questo sport che è minore come può essere
diceva la signora Dicenta, lo sport nordico, e va pubblicizzato su queste manifestazioni qui. Ecco, non so se Sergio Taucher ha mai seguito il calcio 5, però si sposa molto con le tattiche con la pallamano e col basket, perché principalmente sembra, cioè uno che non sa giocare a calcio, è meglio che eviti di andare a fare calcio 5, perché ho visto giocatori che hanno fatto la Serie D e la Serie C a livello nazionale, Sì. andare a giocare al calcio 5 da far paura, nel senso perché sono abituati a stoppare la Certo. palla lunga, eccetera. È fondamentale anche le tecniche della pallacanestro sui movimenti senza palla e della pallamano, no? No, pallamano no. Ma anche la pallamano. Cioè. Pallamano no, perché Il portiere è il particolare. pallamano è un gioco schiacciato che ha i 6 metri che fanno da barriera, per cui le difese si schiacciano, anche la filosofia dell'attacco nella pallamano è diversa. Io aggiungerei invece la pallamano, metterei l'hockey su ghiaccio, che è uguale. Spesso si gioca in 5 contro 5. L'hockey su ghiaccio è quello che più somiglia al basket, perché le ripartenze in contropiede si fanno secondo le stesse tracce che si fanno nel basket, mentre invece nel calcio a 5 tantino diverso, perché non si riesce a sviluppare bene l'azione. Poi fra l'altro in campo sono 4 giocatori, non 5. Più portiere. 4 portieri. Poi anche portiere usare più 4. Sì. E poi anche puoi utilizzare usare il portiere volante. anche in attacco, però in realtà quando parti contropiede che il portiere rimane in porta, ti manca il perno centrale dell'apertura, della transizione, come si dice nel basket, che nell'hockey su ghiaccio è il giocatore fondamentale, il centro dell'attacco. Nel basket sarebbe il playmaker, voi invece avete, diciamo, diverse linee di apertura. Comunque la filosofia è più o meno quella. Quando poi mettete il portiere anche in attacco a rischiare, Io allora adesso diventa 5 potrei anche contro andare, 5. lascerei Taucher parlare perché veramente qui siamo di fronte, no, adesso a parte gli scherzi, voglio qualcuno da casa che mi dica se oggi come oggi in televisione c'è uno che parla di sport non solo con cognizione di causa, ma soprattutto che ne capisca qualcosa. E Sergio onestamente è uno dei pochi che ancora oggi ci dà da insegnare anche a me come si parla in televisione e come si racconta lo sport. O sbaglio? Se lo dici tu, Secondo io me, penso cioè, di dire io robe normali. oggi come oggi non sento Cioè- parlare in TV con calma e dire signore, e ti Allora- faceva anche lo schemino virtuale. Voglio dire che allora la TV oggi è veramente malmessa, perché questi Confermo. dovrebbero essere fondamentali, Confermo. assoluti per qualsiasi Confermo. c'è persona molto che spettacolo e prende, meno che informazione. prende un microfono in mano. Se non sa queste cose Esattamente. che sono fondamentali, sono l'ABC dello sport, è meglio che non parli. Senti, parliamo del campionato sloveno invece di calcio. Voi avete un girone un po' particolare, no? 10 squadre, 12 squadre. Sì, 10 squadre. Sì. 10 C'è il squadre Koper? giocano praticamente. Ma c'è il Maribor che è di una categoria superiore, perché loro hanno tradizione, hanno fatto addirittura adesso gli ottavi di finale di Europa Cup, di Europa League. Europa Cup, Diciamo Coppa UEFA, dai. di Coppa È UEFA. sempre quello. E dopo c'è il Luca Koper, che è allenato da Riccardo Vanoli, che è un bravissimo allenatore che voi conoscete molto bene qui in Mentre Friuli. Apollonia allena il Lead Gorizia. Sì, ma Apollonia allena il Lead Gorizia, che invece è diventato succursale del Parma, per cui ieri c'era il derby che non so neanche come è finito, che sono andato a dormire, giocavano Koper contro Gorizia, avevamo anche la telecronaca, cura di Roberto Silian, e loro erano il secondo posto in classifica. Comunque a Novo Gorizia stanno facendo un buon lavoro, perché con questa sinergia col Parma tirano su questi giocatori, cioè a Gorizia a Novo Gorizia hanno un ottimo vivaio, è venuto fuori Walter Birsa, è venuto fuori, sono venuti vari giocatori che poi giocano, Jokic che ha giocato nel Chievo, che gioca nel Chievo, eccetera. Insomma un qualcosa che si muove per cui positivo. fanno sì, però a questo punto con la crisi, già prima il calcio in Slovenia non aveva soldi, adesso ancora meno. Certo. E il problema è che il calcio in Slovenia in realtà è lo sport numero 3. Sì. Perché l'1 è il basket, 2 è la pallamano, questo è il problema. Allora dovremmo avere, se non sbaglio, parlo di sport di squadra. Allora vediamo se è vero, se la comunicazione è quella che è giusta, è corretta. Eddie, sei tu al telefono o sbaglio? Sì, ci sono. Eccoci qua. Ciao, Allora, Eddie, buon pomeriggio. Allora, come hai potuto sentire, abbiamo due mostri sacri qui in studio quest'oggi. Abbiamo il mitico Sergio Taucher e poi Manuela Dicenta, ospite anche in studio. Dunque, come vedi, abbiamo un parterre veramente eccezionale. Notevole. Ecco, tra l'altro tu avevi cominciato ai tempi anche quando Sergio aveva già iniziato la radio, tanto tempo fa, ma come ho detto prima,
non è semplice trovare gente competente che ancora oggi sa parlare con un certo lessico e soprattutto spiega bene le cose, no? Mi confermi? Ma ormai anche tu questa sei attività... anche tu di quella categoria, eh? Non dimentichiamo che anche Eddie Bertoldi è uno che ci insegna a me personalmente ancora oggi come si fa questo mestiere, senza sviolinate fuori luogo. Sì, beh, in effetti negli ultimi anni questa professione è stata un pochino così lasciata un po' andare, ecco, quindi basta pochissimo per diventare giornalisti pubblicisti, basta poco per avere spazio in qualche TV, in qualche radio, e quindi naturalmente se non c'è alla base un minimo di preparazione poi alla fine ci si rende conto, insomma, ecco, che si è perso un po' di mira quella che è la correttezza di una professione che comunque in ogni caso non è che ci si inventa, insomma, non è che ci si trova così per strada, uno ci si deve proprio impegnare, ecco. Quindi sono passati quei tempi in cui abbiamo iniziato poi a fare questo mestiere, eravamo i pionieri, addirittura nel 77 facevamo le radiocronache dagli alberi, dagli appartamenti, e quindi insomma abbiamo iniziato in questo modo. Ora è chiaro che è tutto facile, tutto semplice, ci sono gli accrediti, ci sono tutte le possibilità per lavorare meglio, però è in quel periodo... Però manca la professionalità, diciamocelo fuori. Esatto, è in quel periodo che ci siamo fatti le ossa, in quel periodo che abbiamo imparato come si fanno le cose, a conquistarle, a soffrire, e ora è chiaro che insomma i frutti magari si possono anche raccogliere. Insomma. Allora parliamo, Eddie, di questo Udinese Catania, spezzatino serale, dunque alle 19 domani sera allo Stadio Friuli si ricomincia. L'Udinese che arriva da una bellissima prestazione, permettete di sottolineare, perché ho visto poi gli highlights di Inter-Udinese, sentire le cronache da Milano sembrava un assedio dell'Inter, poi invece chi ha visto la partita, l'Udinese al primo tempo poteva anche essere in vantaggio meritatamente di 2 gol. Poi abbiamo la fortuna di avere un portiere finalmente che comanda bene la difesa, un ragazzo che ha il futuro assicurato, è un ragazzo anche con la testa a posto, nel senso che ha tutto il futuro a sua disposizione, ma soprattutto un Udinese che piano piano sta tornando quella che conoscevamo. Ma innanzitutto va rilevato che l'Udinese contro le grandi ha sempre offerto buone prestazioni, la spiegazione è anche abbastanza semplice, contro Inter, Milan, Juve, Roma, insomma formazioni che lottano per i miei posti in classifica, naturalmente l'obiettivo è la vittoria, quindi tatticamente giocano in maniera offensiva, lasciano dietro quegli spazi dove l'Udinese trova il suo punto di forza, non nelle ripartenze, nei guizzi veloci, negli scatti. È chiaro che giocare invece contro formazioni come Sassuolo, ad esempio, che mette in campo 10 giocatori dietro la linea del pallone, insomma riuscire a trovare il pertugio, a trovare lo spazio è più difficile, quindi le partite magari si risolvono su un calcio piazzato, sull'invenzione di qualche giocatore talentuoso. Contro l'Inter l'Udinese in effetti ha giocato un primo tempo alla grande, ha in pratica chiuso ogni spazio all'Inter, gli ha tolto qualsiasi idea di gioco, è riuscita a triplicare addirittura le marcature a tutto campo e quindi arrivava sempre sul pallone, costringendo poi tra l'altro i nerazzurri all'errore. Chiaro che un ritmo del genere non lo puoi sostenere per tutta la partita, poi l'inserimento di Alvarez al posto di Guarin ha cambiato completamente l'aspetto offensivo della formazione allenata da Mazzarri, e lì allora ci sono stati problemi, la squadra si è un po' accorciata, ma in quel punto, quando si tratta di giocare in trincea, allora vengono fuori i leoni, e fra questi naturalmente c'è Domizzi che non ha sbagliato nulla, ma lo stesso Ertò che è riuscito a toccare praticamente, a essere incredibili i palloni in maniera anche pulita a calcio di rigore, e poi come dicevi tu giustamente a Scuffetto, un ragazzino che a me fa molta paura perché rischia di essere bruciato. Quando un ragazzo di 17 anni, per quanto sia un ragazzo posato, eccezionale sotto ogni profilo, umile, però è chiaro che quando tutti i media in pratica lo mettono in prima pagina, quando c'è l'interesse di grandi squadre, quando Prandelli forse decide di portarlo ai mondiali come terzo portiere, insomma non dobbiamo mai dimenticare che è un ragazzino, che è poco più che un bambino, quindi bisogna stare molto attenti, le potenzialità ci sono, ma io credo che sia il caso di lasciarlo crescere, di tenerlo naturalmente a Udine, di tenerlo anche un po' a bada, a Chioccia. Sicuramente questo ragazzo nel giro di pochi anni diventerà il portiere titolare del nazionale, però ripeto, ogni cosa va fatta in maniera graduale. C'è Sergio Taucher, scusa, c'è Sergio Taucher che vuol farti una domanda. Prego. No, vorrei come dire, essere un tantino in disaccordo sul fatto che si corre il rischio di bruciarlo. Qui siamo a livello di campionissimi, si vuole essere a livello di campionissimi, se uno è un campionissimo, se sarà il portiere delle nazionali italiane dei prossimi 20 anni, come è stato Buffon per questi 20, questa pressione sarà sicuramente capace di mantenerlo.
se è un ragazzo veramente posato e bravo, perché solamente se ha queste capacità di superare questo tipo di pressione potrà essere il portiere nazionale. Se lo bruciano, se si brucia adesso vuol dire che non aveva le qualità. Si potrebbe fare anche un altro esempio, ad esempio Zoff, quando Zoff giocava a Udine, a un certo punto è stato anche eliminato, ha dovuto andare a Mantova, eccetera. Però con l'età che aveva, se uno ha stoffa, come dici te, viene fuori. Il problema è che però per farlo giocare, i grandi campioni hanno la testa. Poi a Udine ha tutto il tempo per migliorare e per fare la carriera come parlando con i tecnici, per farlo giocare in Serie A, che è un campionato difficile, vuol dire che l'hanno pesato, l'hanno fatto i raggi, non l'hanno messo lì per caso. Sotto tutti gli aspetti. Da parte so Guidolina ha rischiato a testa l'osso del collo per metterlo in prima squadra avendo piccino. Senti Eddie, allora le ultimissime invece per domani sera, cosa ti aspetti, che novità arrivano? Sì, vorrei però un attimo solo chiudere il cerchio con un mio ragionamento che in risposta quando c'è nello studio. Sì, è tutto vero, sei un campionissimo, è chiaro, non perderà la testa, si manterrà, eccetera, eccetera. Però siccome io le partite le seguo, c'ero quando ho esordito Scuffette, è stata una coincidenza, nel senso che sarebbe sceso in campo sicuramente Virkic non si è sentito bene perché aveva un problema alla schiena, le ultime prestazioni di Kelava non avevano naturalmente soddisfatto, quindi è vero che è stata una scelta, però è stata una scelta anche un po' costretta, una scelta fortunatissima perché ha evidenziato un portiere che, ripeto, credo sia giusto anche quello che diceva dallo studio, che se è un campionissimo comunque manterrà tutta la calma, tutta la serenità, riuscirà a sfondare. Però insomma ecco, diamo anche il beneficio di inventario che è un ragazzo che insomma affrontare queste situazioni a 17 anni potrebbe insomma in qualche modo essere anche così un po' sviato da quelle che dovrebbe essere invece sì, c'è la signora Di Centa che in effetti è d'accordo, credo col tuo d'accordo ragionamento. Vorrei fare una piccola precisazione, cioè non vorrei che questo mio discorso apparisse come dire estremista. È chiaro che la pressione, se diventa una pressione cattiva, come sono capaci di farlo i giornalisti in Italia, perché soprattutto i giornalisti di calcio sono una razza da eliminare, non di via distinzione, da estinguere, perché si parla di tutto meno che di calcio. No, è vero, cioè poi a questo punto si comincia a dire ma lo hanno visto in discoteca, esatto. Lo hanno visto di qua, lo hanno visto di lì. Qua in discoteca c'è un po' difficile. Lo hanno visto l'hanno visto in osteria che si scolava mezzo litro di Tokai. A questo punto, se si cominciano a fare questi discorsi qui, è chiaro che si rischia di bruciarlo. Se però si cominciano a fare discorsi tecnici o lo si lascia maturare e si parla di lui solamente come un calciatore, allora la pressione ben venga. Questo volevo dire. Cioè se la pressione diventa morbosa, attenzione sul futuro fenomeno, si corre il rischio di bruciarlo sì, ma questo non ha niente a che fare. Se ne può parlare tanto. La Di Centa voleva replicare dicendo credo che stia un po' in mezzo la situazione. È vero che un grande campione ha la capacità anche da giovane di gestire meglio degli altri, però è altrettanto vero che è ancora molto plasmabile nei condizionamenti, quindi se questo ragazzino che ancora deve studiare, perché ha 17 anni voglio dire, no? Viene condizionato in modo, come dire, pressante, ecco, dobbiamo stare attenti, è fondamentale ciò che gli sta attorno, la famiglia, la squadra, anzi in questo senso direi che la squadra dovrebbe avere proprio un senso di responsabilità, non del farlo crescere come valore per la squadra e basta, ma educarlo perché è ancora un ragazzino. Però penso che oggi come oggi le squadre pensano anche a questo, perché il valore viene non solo adesso dai 17 anni, ma viene anche dopo. Ma è un capitale dello allora, dobbiamo lasciare anche il collega Pertoldi che lo stiamo intrattenendo più del previsto al telefono. Allora Eddie, scusaci, ma come vedi il dibattito si accende in questa giornata domenicale. C'è pure il calcio, insomma, non è che ci proponga oggi tante cose. Senti, allora parliamo di Udinese Catania alla vigilia, quali sono secondo te le novità? Quali sono le novità? Che l'Udinese deve cercare di fare 3 punti per togliersi qualche soddisfazione e il Catania deve per forza cercare di farne qualcuno, altrimenti il piede mezzo che ha in B diventa praticamente un piede 3/4, questa è la storia. È chiaro che dovendo fare punti il Catania dovrà usare un pochino di più, non potrà venire a Udine chiusa dietro, arroccata in difesa, cercando quel punticino che comunque non le servirebbe moltissimo, insomma ormai si stanno delineando quelle che sono le posizioni nelle pastoie di un fondo classifica che ormai
ormai abbastanza melmoso. È chiaro che l'Udinese, ripeto, se avrà qualche spazio riuscirà sicuramente a sfruttare la situazione, in caso contrario sarà una sofferenza, così come lo è stata con Cagliari, così come è stata con Sassuolo, così come è stata con altre squadre che sono arrivate a Udine solo per difendersi. Cioè, questo è il succo del discorso, al di là dei giocatori che poi scenderanno in campo, che più o meno saranno sempre gli stessi, potrà esserci Nico Lopez al posto di Bruno Fernandes, oppure non so, qualche altro elemento centrocampo, Badu per Pinzi o viceversa, ma insomma il modulo tattico poi è quello, cambiano gli elementi ma non cambia la sostanza. È tutto qua, bisogna vedere come si schiererà il Catania, quali saranno le intenzioni. Se cercherà di vincere è probabile che perda, se cercherà di difendersi potrebbe anche ottenere un punticino, ma alla fine non ne servirebbe molto. Però volevo solo aggiungere una cosa su Scuffetto, che è un ragazzo al quale sono affezionato. Vedremo quando, e prima o poi capiterà, commetterà un errore. Perché purtroppo succederà che magari nel corso di una partita prenderà un gol che potrebbe... Ecco, lì vedrai la stampa che si scatenerà e lì vedremo la reazione del ragazzo, perché questo è un rischio che va calcolato. Bene, grazie Eddie. Grazie, Eddie. Buon soggiorno a Lignano, poi noi ci vediamo per la partita domani sera e per i servizi successivi. Sì, è successo un È po' di successo tutto. un po' di tutto mentre stavamo parlando dell'Udinese. Hanno l'intervallo. Prega Pamela, prega. Quindi sono tutti in spogliatoio. Ah, tutti spogliati, sicura? Sei andato a controllare? Personalmente. Sono andata a controllato, siamo controllare sicuri. campo per campo se sono tutti in spogliatoio. Raccontaci. E do gli aggiornamenti della Serie A di tutte Perché le no? squadre, no? Allora, Verona-Genoa 1-0, Lazio-Parma 1-1, Sampdoria-Fiorentina 0-0 e Torino-Cagliari 1-0. Io so anche che ha segnato nel Torino. È brava perché io non lo so. Omar El Kaddouri. Omar E El tra l'altro Kaddouri. c'è stato un rigore per il Genoa, Sì. che però L'hanno è stato parato, sbagliato. e un'espulsione per il Verona. Verona che sta giocando in Ad 10. Anni Abbiamo un Verona. Abbiamo collegamento un telefono. telefonico. Prego. Chi abbiamo al telefono? Pronto? Chi c'è? Pronto ragazzi, sono Alberto dal comunale di Chios. Alberto Comisso da Chions, ci racconti le ultimissime? Vi racconto le ultimissime anche perché in compagnia mia qui ho due ospiti anche d'eccezione che ve li faccio subito parlare, no? Sì. Allora ho il vicepresidente del Chions, Primo Beraldo, che addirittura lui è venuto qua appositamente appunto con me per discutere appunto l'andamento, nonostante sia claudicante, perché mi raccontava un aneddoto che è scivolato mentre stava vedendo una partita. Lui che è un grande tifoso, quindi è col gesso, ma è qua con noi. Per lo più il capo ultra anche del Chions, che ti racconterà appunto l'andamento. Quindi, senza perdere insomma troppo tempo... Sì, anche io perché ti comincio posso concedere 2 minuti che perché dopo devo andare per forza in pubblicità. Per forza. Certo. Guarda, io comincio subito col capo ultra, ve lo passo, è così tutto vostro. Alberto Allora, Salmati. capo ultra, buon pomeriggio, come si chiama? Buon pomeriggio, mi chiamo Alberto. Alberto, allora Buon pomeriggio, come un altro commisso? Alberto, come Abbiamo- commisso? Doppio Alberto abbiamo, sì. Allora, cosa vi aspettate questo pomeriggio dalla vostra squadra? Beh, sicuramente i 3 punti, dato che siamo a -1 dei playoff, e quindi mi aspetto di vincere oggi. La squadra deve giocare bene come contro il Crass e cerchiamo di farci 3 punti, insomma. Noi ci siamo, qua col tifo si comincia tra poco e ci siamo, dai. E soprattutto siete lì pronti a incitare la squadra, no? Sì, noi... Che coreografia avete oggi? Così in anteprima. A caso. non ho capito bene. Ho detto che coreografia proporrete Una bella fumogenata iniziale con le solite bandiere, sì, oggi tranquilla la Si va giornata. sul classico, insomma. Sì, aspettiamo il Fontana Fredda noi. Certo. Ok. Bene, il derby che lì si sente di più, no? Infatti, sì. Forse chiederete l'anticipo, probabilmente. Io la lancio qua, si parlava, no? Voci probabilmente in anticipo la partita. Però siete Vediamo. contenti della prestazione della vostra squadra fino adesso? Non vi aspettavate un campionato così? No, sinceramente no, perché con il girone d'andata molto bene, il ritorno, ci siamo mangiati un po' di punti, ma diciamo che siamo contenti lo stesso, dai, la vittoria sul Crass ci ha dato più entusiasmo ancora, dai. Presidente, mi sente? Ma io sono adesso col vicepresidente. Col vicepresidente. Te lo passo subito, lui si chiama grazie. Primo Beraldo. Pronto? Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, buon pomeriggio. Buon pomeriggio anche a voi. Allora, ci racconti questa vigilia, pochi minuti dal fischio di inizio del match. Sì, noi siamo qui per giocarsela perché vogliamo andare ai playoff e purtroppo mi dispiace per San Luigi perché il presidente San Luigi è un carissimo amico. Però noi fuori dai denti, qua siamo ai punti. Cioè. Nel campo si va per fare i punti, no? Per l'amicizia, no? Esatto, sì. Sì, noi cercheremo di non mollare mai, fino all'ultimo vogliamo finire in bellezza.
Senta, quante persone sono presenti allo stadio di Chions? Circa un 200. Si aspettava di più, dica la verità. Ma è iniziata la pesca, è andato a pescare, no? È andato a pescare anche lei? Scusi? È andato a pescare anche lei? No, qui la facciamo, mi batte il calcio. Mi porta via abbastanza tempo. Senta, complimenti e auguri magari nel corso del primo tempo, perché noi trasmetteremo soltanto i risultati del primo tempo, poi ricordo stasera dalle 19 Sport Nord-Est il riepilogo. Ecco, magari dopo nel corso della partita interromperemo anche Commisso, magari faremo anche con lei altre 2 battute. Grazie e buona partita. Che arrivi anche il Presidente, così lui interpreta meglio. Grazie e buon primo tempo, come si dice in questi casi. Se mi ripassa Alberto, vediamo se mi senti. Lo salutiamo, vediamo. Eccoci qua. Ecco, allora Alberto, noi abbiamo delle esigenze pubblicitarie, dobbiamo mandare il terzo blocco e poi magari verso le 16:10 ti richiamo. Ci risentiamo. E così mi dai le informazioni e racconti un po' come sono i primi minuti di gioco. A disposizione. Va bene, comandi, sono a disposizione. Ciao Albertone! Ciao Albertone. Va bene, È allora andato. adesso l'abbiamo chiamata. Aggiorno solo un ultimo risultato della Serie D: Vittorio Falmec 0, Tristino Valdagno 1. Tutto il resto è rimasto invariato. Allora, vuoi fare una carrellata? Facciamo prima facciamo però dopo? la pubblicità, lanciamo il Ciao, terzo Durante? break pubblicitario, poi quando rientriamo facciamo un giro dei risultati della Serie D, Un giro di aggiornamenti. della Serie A di nuovo e poi ci ricolleghiamo con il nostro Alberto Commisso e parliamo anche Per con l'eccellenza. 4 minuti. 4 minuti. L'autoscuola Cordonese ha 2 obiettivi: sicurezza stradale e superamento degli esami dei nostri allievi. Sono Starnoni Stefano. La mia professionalità, la mia competenza e la cura del cliente sono le mie credenziali. E perché no, anche la convenienza. Il mio cognome è una garanzia. Design dinamico e accattivante. La nuova Nissan Qashqai. Tecnologia avanzata e comfort di categoria superiore. Audace, sportivo ed in completo controllo. Rispetto dei limiti di velocità con il sistema di rilevamento segnaletica stradale. Guida in completa sicurezza con Nissan Safety Shield. Massimo controllo in ogni situazione con il sistema di controllo del telaio. Facilità di parcheggio con il sistema di assistenza al parcheggio. Next Generation Nissan Qashqai. In prova presso Sina Nissan, concessionaria esclusiva per Pordenone e Venezia. Sina Nissan, Pordenone, Spilimbergo, Portogruaro, Mestre. Noi ve la diamo gratis. Gratis! La nuova macchina per il caffè Lavazza. Passa da Inoutlets e vieni a prendere la nuova macchina del caffè Lavazza. A casa tua, subito il migliore espresso italiano, senza obbligo di acquisto delle cialde. La nuova macchina del caffè Lavazza, gratis a casa tua. Inoutlets, i migliori elettrodomestici ai prezzi migliori. Inoutlets, passa prima da noi. Un mondo fatto di gusto, di birra e di splendide serate. La cerveceria, non la solita birreria. La cerveceria, un mondo di gusto con le nostre specialità di cucina, tantissimi piatti per tutti i gusti. La cerveceria, una scelta infinita di tutte le birre migliori e le grandi serate con la musica dal vivo. La cerveceria, non la solita birreria. In Viale Madonna di Rosa, a San Vito al Tagliamento. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Siamo un'equipe di professionisti. Vi offriamo i servizi più evoluti per la cura e la salute del vostro sorriso. Ottoboni Dental Clinic. Le nostre cure dentali sono garantite nel tempo, in un contesto rilassante, per offrirvi il trattamento più efficace. Ottoboni Dental Clinic. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Passione per il sorriso. In centro a Pordenone, in piazzetta Ottoboni 4C. Fissa un appuntamento senza impegno telefonando allo 0434 27 28 6. Dovunque tu sia, un Pascià c'è. Pascià Group, Pordenone, Ponte Meduna, aperto 24 ore. Una pausa, uno snack, l'aperitivo, una grande sala slot con i giochi all'avanguardia e tutti i servizi. Pascià Azzano X, in piazza, uno splendido Pascià per vivere momenti di allegria. Le serate sempre movimentate, una sala slot ed una grande sala freccette. Benvenuti nel mondo Pascià. Pascià Group, 12 locali, tutti vicino a te.
Delizioso! Le pizze, la gastronomia, i mega panini, gli snacks, tutto con i migliori prodotti e tutto direttamente a casa tua. Al Buon Gustaio, se vi siete stufati di cucinare, al Buon Gustaio, tutto pronto. Le pizze con 3 impasti diversi, tradizionale, ai 5 cereali, Kamut, i mega panini, gli snacks, le piadine, le insalatone. Al Buon Gustaio. E se fai una festa, ci pensiamo a tutto noi, per banchetti, pranzi o cene. Tutto direttamente dove vuoi tu. Chiamaci al Buon Gustaio. Ora sei qui, parte di me. La mia vita adesso sarà più bella, perché io non sarò più solo. Il giorno più importante, Paolo Miotto, stile italiano, la cerimonia, lo sposo, gli invitati, tante proposte per il tuo giorno più importante, il tuo matrimonio, la ricercatezza e l'esclusività per il tuo total look nel giorno più importante. Paolo Miotto, stile italiano, il tuo abito da sposo. Nuovo live, gentili telespettatori, qui dallo studio di Udine per quanto riguarda l'altra domenica, lo Sport Triveneto in poltrona. E adesso siamo proprio al completo. Ma prima di presentare il nostro ultimo ospite, un messaggio che mi è arrivato adesso, Sergio Taucher, icona degli amanti del basket, un messaggio che mi è arrivato adesso. Questa dell'icona. Onore al merito. Questa dell'icona si fa di solito quando fanno monumenti ai defunti. No. Poteva essere una pagina d'export nel computer quasi. Chi è arrivato a trovarci? Oscar Nuselli, benvenuto, bentornato, organizzatore di Udine Motori. Buona domenica, ci fa piacere di averla qui con noi. Si sta già scaldando perché il prossimo weekend, no? Prossimo weekend. Manca poco. Senti, sarà questo evento importante, edizione numero? 11. Al Torriano di Martignaco, dunque presso la sede di Udine Gorizia Fiere. Come sempre un evento che porta via tempo, ma soprattutto passione, energia, ma diciamoci la verità, c'è un po' di movimento oppure... Ma diciamo che ho la fortuna di avere uno staff piuttosto collaudato, di ragazzi dei quali mi fido ciecamente, quindi rispetto ai primi anni adesso va via abbastanza più tranquillo. Sì, anzi li ringrazio pubblicamente perché in realtà loro sono a lavorare, adesso sono qui, quindi... State vedendo seduto in poltrona. Esatto. Ecco, e col calcio come siamo? Col calcio abbastanza bene, scuffette. Ma vai a vedere il Profagagno tu? Raramente. Il calcio lo seguo più in televisione, da buon calciatore del passato si segue in televisione, non in campo. Perché più comodo da più casa, comodo, è più più comodo. Il famoso sport in poltrona. Aggiorno un risultato, mezzo Corona 2, Tamai 1. Ricordiamo che intanto la Serie A sono ripresi i secondi tempi e dunque giro la parola a Pamela per riepilogare i risultati. Allora, Verona-Genoa 1-0. Dove gioca il Verona? Ancora. Stadio Bentegodi. Sì. E in quanti giocano? Allora, In quanti dalla giocano? prossima volta, sai cosa facciamo? Mi scrivi una tabella. Sì. Dove... Faccio come ha fatto prima Taucio che spiegava il Sì, ecco, bravo. virtuali. Così quando mi chiedi io so tutto preparato. Vada avanti che Fai non bella tempo figura. diranno. Ma sono in 10 a Verona però. Sì, perché erano uno Sì, si è era stato stufato espulso uno. è andato in riva all'Adige a prendersi un bel policella. Poi Lazio-Parma 1-1, Sampdoria-Fiorentina 0-0 e Torino-Cagliari 1-0. Bene, dovremmo avere al telefono, se non erro, dalla regia Maurizio Mazzon per quanto riguarda invece il match tra il Chiarlins Muzzane e il Fontana Fredda. Ricordo che vi daremo soltanto gli aggiornamenti per quanto riguarda i primi tempi, poi nel corso di Sport Nord-Est a partire dalle 19 con Loretti e Perosa, aggiornamenti ma soprattutto classifica dalla Serie A alla terza e tutta la domenica sportiva in generale in Friuli, Venezia Giulia e nel Veneto. Maurizio, ci sei? Maurizio, ci sei? Sì, ci sono, buongiorno a tutti. Allora, innanzitutto la partita si deve giocare da 5-6 minuti circa, ci racconti un po' l'atmosfera della vigilia prima del fischio d'inizio, le formazioni e soprattutto mi dicono che a Chiarlins c'è un caldo estivo, no? Beh, anche qui. Non vorrei deludere voi e tutti i telespettatori, ma
Noi abbiamo giocato ieri, Avete giocato ieri addirittura, pensa a te. Caramba! Caramba, che infatti io volevo vedere. Allora, questa è colpa di Omar. No, qui non è colpa di Omar, ma è colpa della FIGC che non ci aveva segnalato l'anticipo. È colpa della FIGC allora. Però non è colpa mia. Però Maurizio, visto che siamo in diretta, non diciamo com'è finita la partita, tu mi dici siamo al 7° del primo tempo, risultato E facciamo finta che vada tutto bene. 7° del primo tempo, la situazione com'è? No, ma se ci sentivamo prima vi evitavo che stava qua, ci mettevamo d'accordo. No, ma il bello della diretta è anche questo, non preoccuparti. Allora, Giannis Muzzane e Fontana Fredda che si è giocata ieri, risultato finale, ce lo puoi dire tranquillamente? Lo svegliamo? Il risultato finale è 0-1 per il Fontana Fredda. Fontana Fredda che vince, dunque si riavvicina ancora ulteriormente per quanto riguarda questa classifica del campionato di eccellenza? Oppure è già tutto chiuso? Sorpassiamo per il momento. Ma addirittura, Maurizio, permettimi, qualcuno diceva che il campionato era finito. Per me il Cras aveva vinto, schiuso, finito tutto, ormai il secondo posto valeva un po' come un po' per la Serie A, per il posto di Champions, ma poi questo Fontana Fredda, no? No, noi ci siamo e ci saremo fino alla fine sicuramente. È chiaro, ribadiamo sempre i discorsi detti in precedenza, è chiaro che ormai penso che possano perderlo solo loro, noi continueremo fino in fondo perché è un obbligo nostro, dei giocatori, di tutti, ci mancherebbe anche altro, poi alla fine faremo i conti. Senti, i conti che però tornano in questo momento, Beh, a noi torneranno in qualsiasi caso, è chiaro che se tornassero un po' di più meglio sarebbe. Senti, ma una domanda tecnica, la Lepre che fino a ieri era in fuga e adesso si sente superata, potrebbe esserci diciamo così, uno strascico psicologico per gli ultimi minuti del campionato? Guardi, nel calcio può succedere di tutto, soprattutto in una giornata come quella di oggi dove chiaramente anche la temperatura del caldo sicuramente dirà la sua. È chiaro che però loro hanno dei giocatori di una tale esperienza che sicuramente non dovrebbero soffrire di queste cose, però si sa, nel calcio non bisogna mai dire mai. Dunque il campionato di eccellenza oltre le aspettative? Sì, no, da parte nostra sì, perché non era sicuramente questo il nostro obiettivo. È chiaro che adesso che siamo lì, come a tutti l'appetito viene mangiando, ci piacerebbe fare il salto, però non c'è nessun obbligo da parte dei giocatori, di nessuno, di fare questo salto. Insomma, ecco. Penso che la tranquillità proprio di questa cosa ci dia quell'arma in più. Senti, volevo chiederti invece, chi ha deluso in questo campionato? Al di là della classifica, ma chi ha deluso in questo campionato? Da chi ti aspettavi qualcosa di più? Ma non mi deve far litigare con gente. No, ma il bello è questo, scusa. Noi sai che noi siamo semplici cronisti di provincia a cui il voyeurismo non si addice, è tutto lì il discorso. No, diciamo che secondo me ha deluso sia il Charlis per l'organico che ha sicuramente di primo ordine. Che doveva essere la corazzata del campionato, no? Esatto. Un po' come la Pottiomchi quest'anno. Esatto, anche la Zanese era partita con ben altri propositi di quelli che aveva e quindi... Però toglimi la curiosità, a Manzano avete visto i soci verdi, perché ero a vedere la partita. A Manzano non abbiamo da registrare qualcosa in fase difensiva. Certo, non abbiamo fatto una buona gara, il Manzano sicuramente avrebbe meritato qualcosa di più, ma tante altre gare magari dove meritavamo qualcosa di più non abbiamo raccolto, si sa che il calcio purtroppo qualche volta ti toglie, però qualche volta ti dà anche. Però quello che conta, permettimi, Fontana Fredda non delude mai, nel senso che è sempre lì a lottare, come si dice, è un sinonimo di garanzia, no? Nel senso che sai, sistema usato sicuro, no? Come diceva qualcuno anni fa, nel senso che con loro vai tranquillo, comunque i risultati o il terzo, il quarto, il quinto, il primo posto, insomma arriva sempre. Nessuno può essere non contento dalle vostre parti. Sì, sicuramente noi abbiamo intanto io sono solo un solo fido scudiero, abbiamo un direttore sportivo in primis che è Massimo Barbieri, che è sicuramente una persona di una grande saggezza tecnica e questo ci dà sicuramente un punto in più. Abbiamo avuto la fortuna di trovare dei, fra parentesi, vecchietti che hanno creato un mix incredibile con tutti i giovani che abbiamo anche ieri. Ricordo che insomma abbiamo giocato con 4 fuori quota nel primo minuto, quindi questo poi un po' di fortuna, può mettere un po' di tutto ed ecco che è nata questa. Però permettimi, la fortuna aiuta gli audaci. Sicuramente sì, però ripeto, sia i vecchi che sono stati bravi a dare
giusta diritti ai giovani, e i giovani che talvolta si sa non sempre seguono i vecchi. Abbiamo fatto questo mix che veramente ci dà grossa soddisfazione, insomma. Bene Maurizio, grazie, poi ci sentiamo per la prossima partita, che l'importante è i giochi di domenica, ma anche se giochi di sabato ti chiamiamo lo stesso. Non ci saranno più anticipi. Non ci dovrebbero essere più anticipi. Meno male. No? Però non si sa mai, perché sai che anche in federazione, i miei amici in federazione, in particolare il mio amico Hermes Canciani, ogni tanto lui, come si dice, gli viene sul guizzo da bravo dirigente che conosco da tanti anni, sono poi mio paesano, insomma so che lui ogni tanto ha queste idee giuste anche per dargli una spinta a questo movimento. No, è che per regolamento quando sì, vabbè, ma dai, non stiamo qua a guardare il regolamento, sai, vabbè, non si può dire perché siamo in televisione. No? Grazie Maurizio, buon proseguimento di domenica. Buon proseguimento e quello di Fontana Fredda. Grazie a Maurizio Mazzon, dovremmo avere un altro collegamento telefonico, forse di nuovo con Alberto Comisso, chiedo lumi alla nostra regia, perché giustamente mi faceva segno che avevamo una telefonata in coda, che ha fatto una scaletta e giustamente è partito, ha fatto così, salam aleikum, praticamente ci saluterà ma tornerà sicuramente tra poco. Però io vorrei ringraziare gli amici del Pascià Group. Ce l'abbiamo? In onda. Pronto? Eccolo. Pronto? Mi sentite? Sì, Pier Antonio Stella forse questo. Sì, eccomi. Bene, allora Pier Antonio, come è andato il primo tempo, soprattutto inizio ripresa? No, io avevo chiamato perché appunto qui è cambiato, cambiato il risultato e soprattutto potrebbe essere cambiata anche proprio la partita. Certo. Al 10° minuto, in quanto un'azione molto ben orchestrata dalla Sacilese tra Spagnoli, Fraccaro, che ha liberato al centro dell'area Paladin che ha costretto Peresson ad uscire e ad atterrarlo. Per l'arbitro rigore e soprattutto espulsione del portiere della Sanvitese. Dal dischetto si è presentato Beccia che ha trasformato per lui il 7° gol stagionale, 6 per gli annali, in quanto quello segnato con il Belluno non sarà appunto convalidato visto che per la sconfitta a tavolino della Sacilese. Comunque sia, qui Liventini in vantaggio per 1-0 e soprattutto con un uomo in più. E soprattutto rafforzate il terzo posto. Un terzo posto che a questo punto, se non vado errato, vede la Sacilese con 9 punti di vantaggio. Confermo. 9 punti di vantaggio sul Belluno, per cui ha un punto da quello che dicevo nei precedenti collegamenti, da quello che è l'obiettivo, ovvero arrivare al meno 10, che per il regolamento comporterebbe il passaggio in finale diretta delle playoff, senza appunto la semifinale con la quarta, in questo momento il Belluno. Da notare ovviamente che per supplire all'espulsione di Peresson il tecnico della Sanvitese Massimo Muzzin ha inserito il portiere di riserva De Zordo, facendo uscire il giovane Fuscello. Senti, risultato meritato fino adesso per la Sacilese? Ma devo dire la verità. Dillo sinceramente. Lo dico sinceramente, per quanto si è visto questo inizio di ripresa, sicuramente la Sacilese è entrata in campo con un piglio diverso e forse il gol ci sta nel primo tempo, un derby veramente molto molto avaro di emozioni, tant'è che dopo le prime 2 fiammate nei primi minuti non si era praticamente registrata nessuna occasione né da una parte né dall'altra. Bene, grazie a Pier Antonio Stella. Dunque ricordiamo Sacilese 1, Sanvitese 0, soprattutto Sanvitese in inferiorità numerica dai primi minuti della ripresa. Mi è arrivato in questo momento un sms dal nostro amico di San Vito al Tagliamento, per la precisione da Daniel, che mi chiede quando ritornerà il direttore sportivo Cleofa Brao in trasmissione. Lo invitiamo ufficialmente. Lo invitiamo ufficialmente, ma deve chiedere in casella, scrivere GP, perché è lui che il lo boss, chiama. il boss No, Giovanni, scherzi, anche se non tornerà c'è il sempre boss. perché sicuramente verrà a raccontarci. Poi Cleofa, va detto la verità, sta veramente, anche i commenti che sento in giro, insomma, raccontandoci quello che è il regolamento, perché abbiamo parlato prima di regolamenti. Del grosso problema di play-off, play-out, è molto complesso. È uno veramente documentato, oltre ad aver masticato sul campo il calcio, lo sa masticare ancora meglio da dirigente, soprattutto ci racconta queste novità romane molto particolari. Io volevo ringraziare gli amici del Pascià Group, perché secondo me non abbiamo mandato il loro spot. Dobbiamo mandarlo Abbiamo avuto una piccola dimenticanza, quindi allora se recuperiamo lo spot. Ci preparano lo spottino del Pascià Group, io aggiorno la nostra schedina dell'1x2. Lazio-Parma per il momento siamo 1-1, quindi X. Torino-Cagliari 1-0, quindi 1. Naturalmente le partite non sono ancora concluse, siamo più o meno al 14° del secondo tempo. In palio abbiamo 3 bottiglie di Chardonnay e 3 bottiglie di Montepulciano. Grazie agli amici del Pascià Group. Dovunque tu sia, un Pascià c'è. Pascià Group, 12 locali, tutti vicino a te. Allora ricordiamo grande appunto, ringraziamento agli amici e alle amiche del Pascià Group.
Ecco, nel Passion Group ricordiamo 3 bottiglie di rosso o nero, in base a come la vogliamo vedere, in Sono base gusti. a posizione geografica in Friuli, Venezia Giulia, e soprattutto il bianco, lì non si sbaglia. A me piace Non molto. si sbaglia come... volevo tornare invece alla nostra Manuela Di Centa, che si trova qui al centro insieme alla sua... Cari, non ci si dimentica i nomi dei cagnolini, Omar. Non mi ricordo neanche quello dei miei Fondamentali i gatti, nomi dei cagnolini. Vabbè. Senti, allora, innanzitutto voglio chiederti se ti stai divertendo... Se preferivi passare la domenica forse al era meglio andare al mare, non so. Sicuramente è una forse delle uniche domeniche dove seguo tutto il calcio sostanzialmente, perché di domenica di solito preferisco un po' praticare, quindi esco se ho la possibilità, per cui oggi è una domenica particolare anche per questo, perché dalla poltrona c'è da dire. E poi con commenti chiaramente anche ci si diverte, no, ma ci si diverte, poi è anche bello, c'è calcio però non solo, e quindi si interloquisce con vari sport, e questo è anche molto bello. Infatti la Cari si è addormentata, lei vuol dire che tranquilla. Che sport preferisce? È la caccia ai topolini. Interessante, dicono che dovrebbe essere sport olimpico dal 2030. A breve. Però le piace la neve, mi avete raccontato prima. No, certo, ovviamente scherzavo, lei corre, cammina con noi, quindi è una cagnolina abbastanza sportiva. Sergio Trauser, invece parliamo di pallacanestro, perché hai sentito prima dell'icona, questo basket. Sta prendendo sempre più piede, torna ai vecchi fasti. Dove? No. Proprio... Basket. So cosa dire, sono abbattuto. Io sto seguendo il calcio mi sembra che stia rifiorendo, perché il calcio si gioca sempre meglio dal mio punto di vista. Si è migliorato secondo te? Molto migliorato dal punto di vista atletico, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista tattico, si gioca molto meglio, ci sono squadre che proprio vale la pena vedere. Io l'anno scorso guardavo tutte le partite del Borussia Dortmund, perché secondo me giocavano un calcio meraviglioso, vedere lo stesso Bayern, Barcellona, Real Madrid. Nel basket purtroppo si vede un gioco sempre più primitivo, tecnicamente sempre più rozzo, sempre più fisico, con grandi balzi, grandi schiacciate, grandi corse. Il basket una volta era lo sport per gli universitari, cioè per le persone di cervello. Se non eri intelligente a basket non potevi neanche giocare. Sapete tutti il mio motto che c'è sul mio libro: il basket è uno sport logico per gente intelligente, se non lo sei lascia perdere. Invece oggigiorno invece il basket lo giocano tutti quanti, e l'intelligenza è andata in secondo piano. Io mi sono appassionato di basket proprio perché era uno sport, come dire, era un'atletica creata e giocata. Oggigiorno è solo atletica, per cui il basket purtroppo lo devo seguire per mestiere, perché non so fare altro nella vita, ma con sempre minor piacere. Mentre una volta guardavo tutte le partite, adesso guardo quelle che devo. Senti una cosa, che eredità dall'ex basket jugoslavo è stato preso dalle altre repubbliche? Quello peggiore, oppure non si il momento migliore del basket jugoslavo è stato quando si è dissolta la Jugoslavia, perché rispetto alla grande scuola che c'era prima, che era una scuola complessiva di tutta la Jugoslavia, gli allenatori delle varie repubbliche, delle varie etnie, facevano tutti quanti più o meno la stessa scuola, avevano tutti quanti la stessa filosofia, per cui si giocava in un modo omogeneo. Con la dissoluzione della Jugoslavia sono cominciate a creare le scuole nazionali, che hanno cominciato ad avere sempre più le caratteristiche anche proprio mentali e ambientali dei vari popoli che formavano la Jugoslavia, che erano diversissimi fra loro. Differenza fra uno sloveno e uno macedone come mentalità è la stessa differenza può essere fra un danese e un tunisino, per cui e dopodiché su questa grande base di questa grande scuola si sono create le scuole nazionali, che hanno cominciato a produrre grandi giocatori. Oggigiorno invece purtroppo l'onda lunga della grande scuola jugoslavia si è venuta a spegnere, i grandi allenatori che sono formati all'epoca sono andati a allenare tutti all'estero, la scuola jugoslava in assoluto si è inaridita, per cui i giocatori che escono adesso dall'ex Jugoslavia sono più o meno come i giocatori che escono dall'Italia, cioè scarsi.
Bene, grazie a Sergio. Bene, Allora, su questo dovremmo avere il collegamento Alberto Commisso. Pronto? Eccoci qua, siamo Allora, di nuovo Alberto, collegati. raccontaci questi minuti iniziali del match Chions, se non ricordo male, perché qua tra le partite... San Luigi. Ecco, Chions e San Luigi, no, perché mi aveva chiesto proprio Tausch prima che è venuto qua, ha detto ho scoperto che a Trieste Sì, c'è si quella stupiva che a Trieste si giocasse così tanto a calcio. Allora ragazzi, devo dirvi innanzitutto che il Chions ha cominciato col piglio giusto, perché si è subito portato in attacco e ha sfiorato veramente un gol clamoroso al quinto minuto con Paciulli, che veramente si è sfiorato un'azione incredibile. Da gol era di fronte al portiere Aiello, ha ciccato appunto la palla e l'ha mandato appunto fuori di pochissimo. Il San Luigi ha preso un po' di coraggio, si è reso pericoloso appunto in due occasioni, però appunto Peruk è stato anche bravo appunto a intercettare la palla e quindi a sventare appunto la minaccia, e adesso una punizione di attacco. Siamo al 17esimo, ha sorvolato di pochissimo a Tavressa, il risultato comunque rimane sullo 0-0, ma scorre il 19 minuto la prima frazione di gioco, quindi è una partita abbastanza combattuta. Il Chions sicuramente cerca la vittoria, perché questo sogno playoff appunto deve continuare. Ricordiamo che manca una lunghezza rispetto appunto alla Virtus Corno, perché ai playoff accedono appunto le prime 5, il Chions attualmente è la sesta forza del campionato, quindi cerca con insistenza la vittoria. D'altra parte il San Luigi è costretto appunto a far punti, perché la zona appunto retrocessione è lì, la squadra appunto triestina, Giuliana è dentro, quindi deve assolutamente formare la vittoria. Vi do le formazioni. Il Chios gioca con Peruk, Bertacchini, Osei, Volpatti, Denadai, Tighin, Paciulli, Culibali, Astà, Zusso e Francescutto. A disposizione di mister Bernardo, ricordiamo che Pino Vittore sconta l'ultima giornata di squalifica, che è durata un mese. Ci sono Guiotto, Belloni, Valentini, Marcan, Alberti, Lorenzon e Ilveri. Risponde invece la formazione di Musolino, che gioca con Aiello, Blazevic e Sain, Stipantic, Giovannini, Bello, Reder, Vigliani, Centasso, Mandorino e Casseler. A disposizione ci sono Misley, Millo, Royaz, Mututinovic, Malusà, Marzini e Del Zotto. Tutti della provincia di Udine invece gli arbitri. Il primo è De Prato, che viene proprio alla sezione di Udine, il primo assistente è Guardini della sezione di La Pisana, mentre il secondo è Vitoli. Vi do l'aggiornamento, siamo al 20esimo, sempre situazione appunto 0-0, partita equilibrata, più occasioni e più vivo il Chions. Ripartenza in San Luigi, un grossissimo fallo, l'arbitro adesso sta prendendo un provvedimento nei confronti di un giocatore, ci sembra il numero 6, il numero 5 appunto della formazione di casa, quindi Denadai, che è stato ammonito, quindi seguito appunto dall'arbitro, si riprenderà con una punizione da centrocampo, quindi risultato 0-0 e a voi di nuovo. Senti Alberto, scusa, invece per quanto riguarda il colpo d'occhio, perché sai che abbiamo la rubrica Alberto Commisso ci racconta, allora il colpo d'occhio com'è invece, dai? Beh, il colpo d'occhio di cosa? Dello stadio. Dello stadio? Allora, ho gli ultras con cui avete... Allora, gli ultras, guarda, mi sono vicinissimi, ho appunto Alberto Salmaso, che veramente è fan. Li abbiamo sentiti? Sta conducendo un po' il tifo come fa ogni domenica sia in casa che fuori casa. Vedo una folta rappresentanza anche di pubblico femminile, sia del Chions che del San Luigi. Era quello che ti volevo chiedere, ecco. Ma io ci arrivavo con calma, quindi magari chissà, fra un tempo e l'altro magari faremo delle anche nuove conoscenze, chi lo sa. Speriamo bene. Ricordo, la rubrica è Alberto Commisso ci racconta. Questa è la nuova rubrica. Comincia da oggi, anche se con un po' di ritardo, comunque meglio tardi che mai, no? Noi siamo come i diretti, arriviamo subito, fermano tutte le stazioni. Invece c'è Pamela che vuol farti una domanda. C'è Pamela che ti vuole chiedere qualcosa. Oh, la mia Pamela Bonetti, attenzione cosa ti è divorato? Un colpo di testa tu per tu di nuovo col portiere. Ma che sono stato in piedi perché ha detto Pamela la palla di testa, palla di un attimo sopra Taversa, quindi nulla di fatto, 0-0. Prego la mia Pamela Bonetti. Ciao, come va? Ciao cara, tutto bene, tu? Benissimo. Senti, quando è che torni a trovarci qua in studio? Perché qua mi abbandonano sempre di più. Mannaggia la miseria, guarda. Allora, io spero di tornare in studio
se mi lascia appunto Giovanni, mi lasciate, per l'ultima partita di campionato, no? Verrò appunto a farmi, perché adesso devo risolvere alcuni problemini miei, sarò assente per 2 settimane circa, infatti ho già comunicato a Giovanni per motivi personali che poi appunto vi spiegherò, però per l'ultima di campionato spero di essere con voi direttamente in studio, così facciamo 4 risate sbaccannate come sempre. Bene, tanto ti segnalo che tanto Pamela voleva dirti una cosa importante. Sì, io spero una... Stavo parlando con Il Alberto. pubblico che dice, Ha segnato la Lazio. Io spero che non sia la dichiarazione d'amore, se mi viene un infarto in diretta. No, tranquillo. Non è ancora ora, è troppo presto. Alberto, scusa, vuole scriverti una lettera, mi ha detto, ma aspetta di imbucarla fino a quando tornano a funzionare le poste in Italia. Omar, non si usano più le lettere, da che epoca arrivi? Omar, sei un po' antiquato, dai. Lei manda i messaggi, neanche i messaggi, io mando i messaggini, lei manda le chat. Dai, di sta dichiarazione che ti sta Vabbè, aspettando. allora chattate tra di voi e noi andiamo avanti col Ci sentiamo più tardi, ciao. Ci mancherebbe. Ciao Albi. Tutto questo teatrino, grazie, buona. Se sono novità comunque Alberto ci puoi chiamare. Ovviamente ci sentiamo, ha segnato quindi la Lazio. Ha segnato la Lazio. Close. Mamma mia, che oggi c'ho l'occhio. Tra l'altro ha pareggiato, sì, perché Mezzocorona 2, Tamai 2, quindi il Tamai ha accorciato facciamo un le distanze. aggiornamento della Serie D. Vado, Sacilese 1, San Vitese 0. Mezzocorona 2, Tamai 2, Dro 0, Este 0, San Paolo Padova, Fersina Preginese 0-0, Montebelluna Fincantieri Monfalcone 1-1 e Vittorio Falmec Trissino Valdagno 0-1. Ecco, allora comunicazione di servizio per la regia. Dimmi. Andiamo a sentire, se possiamo sentire al telefono Roberto Visentin per fare Certo. un altro aggiornamento. Nel per quanto frattempo ha riguarda segnato il Torino. il Torino, vedi Sì, che adesso ma non ho stanno visto chi scatenando. stavolta, Ha però. segnato Sì. il Mob, no, Cerci. La pausa in spogliatoio è servita, diciamo. Si sono ricaricati? Sì. Allora vi dico che è arrivato un messaggio molto interessante che dice: Forza Doria, Sara, sei meglio della focaccia di Recco. Cos'è la focaccia di Non lo so, ma ha scritto questo, è un amico che ha scritto adesso, sei meglio della focaccia di Recco. Grazie, se E è un poi a complimento, Ponente o grazie. Levante? Ponente o Levante? Chissà, mi ha Chissà, scusato. chi indovina avrà la focaccia di Recco. Che Pensavo manderà la a casa- Sara. Direttamente Che Sara mi manderà a casa la mandiamo a focaccia di casa. Recco. Vabbè. Io penso che abbiamo una barra, o abbiamo finito le barre? No, abbiamo ancora una barra pubblicitaria, quella delle 16:30 per la precisione. Guarda, te l'ho detta a Guarda, 5 secondi. No, ma stavo già Sono- tenendo d'occhio l'orologio sono perché unita. so che c'è il break pubblicitario, dunque altri 4 minuti di suggerimenti importanti dei nostri amici silenziosi, poi torniamo in diretta qui per l'altra domenica. Lo Sport Triveneto in poltrona. Triveneto in poltrona. Non cambiate canale, L'autoscuola Cordonese ha 2 obiettivi: sicurezza stradale e superamento degli esami dei nostri allievi. Sono Starnoni Stefano. La mia professionalità, la mia competenza e la cura del cliente sono le mie credenziali. E perché no, anche la convenienza. Il mio cognome è una garanzia. Design dinamico e accattivante. La nuova Nissan Qashqai. Tecnologia avanzata e comfort di categoria superiore. Audace, sportivo ed in completo controllo. Rispetto dei limiti di velocità con il sistema di rilevamento segnaletica stradale. Guida in completa sicurezza con Nissan Safety Shield. Massimo controllo in ogni situazione con il sistema di controllo del telaio. Facilità di parcheggio con il sistema di assistenza al parcheggio. Next Generation Nissan Qashqai. In prova presso Sina Nissan, concessionaria esclusiva per Pordenone e Venezia. Sina Nissan, Pordenone, Spilimbergo, Portogruaro, Mestre. Noi ve la diamo gratis. Gratis, la nuova macchina per il caffè Lavazza. Passa da Inautrend e vieni a prendere la nuova macchina del caffè Lavazza. A casa tua, subito il migliore senza obbligo di acquisto delle cialde. La nuova macchina del caffè Lavazza, gratis a casa tua. In Outlet, i migliori elettrodomestici ai prezzi migliori. In Outlet, passa prima da noi. Un mondo fatto di gusto, di birra e di splendide serate. La cerveceria, non la solita birreria. La cerveceria, un mondo di gusto con le nostre specialità di cucina, tantissimi piatti per tutti i gusti. La cerveceria, una scelta infinita di tutte le birre migliori e le grandi serate con la musica dal vivo. La cerveceria, non la solita birreria. In Viale Madonna di Rosa, a San Vito al Tagliamento.
Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Siamo un'equipe di professionisti. Vi offriamo i servizi più evoluti per la cura e la salute del vostro sorriso. Ottoboni Dental Clinic. Le nostre cure dentali sono garantite nel tempo, in un contesto rilassante, per offrirvi il trattamento più efficace. Ottoboni Dental Clinic. Noi vi vogliamo sorridenti. Ottoboni Dental Clinic. Passione per il sorriso. In centro a Pordenone, in piazzetta Ottoboni 4C. Fissa un appuntamento senza impegno telefonando allo 0434 27 28 6. Dovunque tu sia, un Pascià c'è. Pascià Group, Casarsa della Delizia, aperto 24 ore. Un'ampia terrazza con tutte le partite, ideale per le feste, gli snacks, tutti i servizi online, la nuovissima sala slot con le videolottery ed i giochi più avvincenti e moderni. Pascià San Vito al Tagliamento, giovane, allegro per le colazioni, gli aperitivi, le grandi serate ed una grande sala slot per giocare alla fortuna. Benvenuti nel mondo Pascià. Pascià Group, 12 locali, tutti vicino a te. Delizioso! Le pizze, la gastronomia, i mega panini, gli snacks, tutto con i migliori prodotti e tutto direttamente a casa tua. Al Buon Gustaio, se vi siete stufati di cucinare, al Buon Gustaio, tutto pronto. Le pizze con 3 impasti diversi, tradizionale, ai 5 cereali, Kamut, i mega panini, gli snacks, le piadine, le insalatone. Al Buon Gustaio. E se fai una festa, ci pensiamo a tutto noi per banchetti, pranzi o cene. Tutto direttamente dove vuoi tu. Chiamaci al Buon Gustaio. Ora sei qui, parte di me. La mia vita adesso sarà più bella, perché io non sarò più solo. Il giorno più importante, Paolo Miotto, stile italiano, la cerimonia, lo sposo, gli invitati, tante proposte per il tuo giorno più importante, il tuo matrimonio, la ricercatezza e l'esclusività per il tuo total look nel giorno più importante. Paolo Miotto, stile italiano, il tuo abito da sposo. L'altra domenica lo Sport Triveneto in poltrona, subito con un aggiornamento dalla Serie A. Infatti Torino-Cagliari adesso è 2-1. Allora approfittiamo, Pamela, per fare un altro aggiornamento della Serie A. Allora, Verona-Genoa 1-0, Lazio-Parma 2-1, Sampdoria-Fiorentina 0-0 e Torino-Cagliari 2-1. Allora andiamo a vedere invece in D cosa è successo. Certo, Vittorio Falmec, Trissino Valdagno 0-1, San Paolo Padova, Fersina Perginese 0-0, Dro Este 0-0, Montebelluna, Fincantieri Monfalcone 1-1, Mezzocorona Tamai 2-2, Sacilese San Vitese 1-0, giocate ieri Pordenone Giorgione 1-3, La Fenadora Belluno 4-1 e Marano Triestina 2-2. Allora fino a qui disputate, intanto c'è un aggiornamento importante per quanto riguarda l'eccellenza, perché innanzitutto ricordiamo Cianismo Stane, Fontana Fredda 0-1 e Gemonese Mignaco 0-0 giocate ieri, mentre attenzione perché a Crass il Lazzanese è in vantaggio, anzi a Monrupino. A Repen. No, non giocano a Monrupino. No, giocano a Repen o Rupin Grande. O Rupin Grande, vabbè. Boh. Sì, Monrupino in effetti è lì vicino, ma... No, una volta giocavano, no, forse a Monrupino. Attento, giocano a 3 km, allora a 3 km dalla casa di Sergio Taucer, 3 km da casa che è una famosa località. 3 km da casa sua. Sta attento che il presidente è un ex giocatore di basket, per cui... E l'hai mandato a fare calcio? No, non è intelligente.
No, giocava a basket, dopodiché ha preso in mano semplicemente la ditta del papà, import-export con la Russia, è diventato, lui si chiama Goran Kocman e ovviamente noi chiamiamo Kocmanovic perché... Lo salutiamo. Se ci sta guardando salutiamo il presidente del CAS. Allora, a Ruppin Grande... Orrepen, Azzanese 2, Cras 1. Mentre gli altri risultati al momento sono fermi ancora sullo 0-0. Vi ricordo che andiamo avanti fino alle 17:15, dunque vi daremo soltanto i primi tempi. E poi tutto il resto stasera a partire dalle ore 19, sempre qui su Telepordenone. E Video Regione con Sport Nord-Est. Allora dovremmo avere Roberto Visentin per le fasi finali del match tra il Montebelluna e il Fincantieri Monfalcone. Allora vai Roberto. Eccomi qua. Come sta andando? Abbastanza bene, diciamo, siamo sempre sull'1-1, ce la stiamo giocando tutto il campo, abbiamo avuto anche noi le nostre buone occasioni. Poco fa ha preso la traversa un giocatore del Montebelluna sul tiro da fuori, però tutto sommato la partita è abbastanza equilibrata. Però quello che conta Roberto è che il Monfalcone sta giocando, di la verità. Cosa? State mettendo le unghie sul campo, insomma. Esatto, ecco. È quello che noi cerchiamo sempre di dare, perché purtroppo a livello forse di qualità abbiamo qualcosa in meno degli altri, però l'importante con l'impegno e con volontà qualcosa riusciamo a portare a casa. Speriamo. Avete la grinta? Assolutamente sì. Che Ci siamo accorti. Che non manca mai. Senti, allora ripiloghiamo, mancano circa 10 minuti, no, al termine? No, sul mio orologio mancano 7 minuti più recupero. Più recupero, 7 minuti più recupero. Dunque ricordiamo ancora il risultato fermo 1-1 tra Montebelluna e UFM Monfalcone. C'è una punizione per il Montebelluna, 10 metri fuori dall'aria. Attenzione. Vediamo se succede qualcosa. Io spero niente. Adesso... È andata a finire in curva in stazione ferroviaria. Non c'è ancora niente. La donna arbitro. La donna arbitro, scusa, da dove arriva? Da Foligno, c'è la terza tutta da Foligno. Leggevo sul nostro sito che ha appena preso un premio nella sua zona, ha tirato adesso la punizione respinta dalla barriera. Adesso abbiamo la palla noi. Aspettata la minaccia, non è successo niente, dunque minuto 38 nel corso, 38-39 nel corso della ripresa, sempre 1-1. Scusa? Quasi 40 adesso. Quasi 40 a poco più di 5 minuti più recupero al termine del match, 1-1 fra Montebelluna e Fincantieri. Ringraziamo il nostro amico Roberto Grazie Roberto, Visentin. noi siamo sempre qua se succede qualcosa. Comunque ci sentiamo subito appena finita la partita per un commento tecnico con te. Allora riprendiamo il giro con i nostri ospiti, riprendiamo da Oscar Noselli, abbiamo parlato di questo evento, 4 e 6 aprile in fiera a Udine, 5 e 6 5 e 6. Diciamo 4 iniziali gli allestimenti. 4 per gli addetti ai lavori, no? Insomma manca pochissimo. Sì, manca molto poco, ma insomma siamo pronti. Quest'anno il palinsesto è anche molto più ricco rispetto a quello degli anni passati. Fondamentalmente siamo ottimisti, speriamo che il tempo ci dia una mano, che è la cosa essenziale per questo tipo di Ma in questo caso è meglio che sia nuvoloso? Mi stavo chiedendo la stessa cosa, perché se c'è troppo sole uno magari va in gita piuttosto che... Basta non piova. Basta che non sia terribile. Se piove col sole... Si paga il biglietto se entra gratis? No, si paga. Insomma, diciamo che noi in realtà, ma anche con gli altri eventi che noi facciamo di solito, abbiamo una politica che è molto legata al discorso della famiglia, quindi cerchiamo di fare dei prezzi molto particolari a chi viene con i propri figli, i bambini, i ragazzi fino a 14 anni non pagano, se arrivano mamma e papà assieme e in realtà paga uno ed entrano due, quindi si cerca di creare un po' le sì, assolutamente sì, anche perché per portare soprattutto la gente in fiera, questa è la cosa importante. Ma diciamo portare la gente a vedere qualcosa di diverso, no? Di alternativo. Mi chiedeva l'onorevole Di Centa se entrano i cagnolini in fiera. Gratis? Certo. Dipende dalla taglia, sono alti così. C'è stato un bel autogol, ho capito che è successo a Roma. Sì, le persone non pagano, i cani no. Comunque Marchetti intanto ha fatto un clamoroso autogol. Chi? Mazzetti.
È passato sotto le gambe. L'ha preso. Però secondo me è gol. Sì, no, è gol. Stiamo cercando di decifrare. Ma guarda lì, come la puoi dire quella cosa lì? Se fa schifetto una roba del genere. Guai, è denunciato a vita. Si è alzata Dovrebbe essere pure la cambiato il Cari, risultato se non ci sono novità a Roma, Lazio 2, Parma 2. Stiamo cercando di capire perché Quindi anche sempre X sulla nostra in teoria è schedina, gol, però. sì, X, Sì, X 2-2, è confermato 2-2. Tra l'altro io ho dato un'occhiata alla nostra pagina Facebook, Certo. il 3 su 3 per il momento mi sembra che non l'abbia vinto nessuno. E anche questa settimana. SMS non vedo grandi Controlleremo con attenzione comunque. Manuela Di Centa, abbiamo parlato di calcio, di fisi, di questo sport invernali che insomma piano piano stanno tornando a ripartire dopo un'Olimpiade che è passata alla storia per il pareggio, no? 8 bronzi e 8 medaglie di legno, no? Così un po', penso sia uno dei casi rari mai accaduti, no? Bello. Sì, è un po' di sfortuna, ma chiaramente per quello che è arrivato quarto, tipo la Boccaccini che ce l'abbiamo in casa, è chiaro che lei stessa ha detto non ci credevo, no? Beh, bisognerebbe che la prossima volta succedesse il contrario, ci ho creduto fino in fondo e ci sono arrivata e bisogna lavorare per questo. Quindi Corinna ne è un esempio, ma credo che forse anche in altre discipline bisogna ragionare un pochettino diverso e magari mettere questa intelligenza che c'è, però bisogna svilupparla, perché c'è, l'importante poi è farla sviluppare e fare in modo che gli atleti arrivino all'Olimpiade anche preparati sotto il profilo, per conto mio, perché ho un'esperienza personale anche mentale. La prima Olimpiade si paga sempre un po', oddio, poi vediamo la Schifrin che arriva a 18 anni e prima la prima manche e alla seconda rimane prima, quindi però parliamo di America, parliamo di un sistema anche molto organizzato sotto questo profilo, università, scuola, insomma ben preparate. Stiamo parlando di campionissimi. Scusate, quando si prende la medaglia di legno in certi casi è meglio arrivare ultimi? Non so. Piuttosto che quarto. No, vi assicuro, è meglio quarto, perché un quarto posto è comunque meraviglioso e poi ricordiamoci, è vero che noi facciamo i conti delle medaglie o quelle di legno, perché però è anche vero che lo sport è innanzitutto partecipare, dare il massimo, è anche non solo un sistema sportivo ma un sistema educativo, quindi se noi facciamo passare il messaggio che va bene solo quando si vince e si va sul podio abbiamo perso noi. Invece per gli amici del Friuli, poi facciamo parlare un attimo Sergio, domani se non sbaglio c'è qualcosa di importante a Udine, no? Domani ci presentiamo, la squadra del Friuli Venezia Giulia si presenta alle società sportive del Friuli Venezia Giulia, la squadra intesa come quei candidati che si presentano alla Federazione Italiana Sport Invernali nei vari ruoli ovviamente, quindi ci presentiamo e saranno invitati tutti, in particolare gli sci club, cioè le società sportive che poi sono quelle che votano, tecnici, atleti e dirigenti. Dove si svolgerà questo evento? A Udine, ai mercati, alla sala dei mercati presso Udine Sud. Alla zona industriale, la zona non aria, quella che sì, ecco, dove c'è il mercato ortofrutticolo. Esatto, i mercati. A che ora? Alle 18. Alle 18 domani. Sergio Taucher. No, io volevo fare una chiosa su queste famose medaglie di legno, perché ci sono medaglie di legno. Per esempio, tu prendi l'Italia nel biathlon, la Oberhofer è arrivata quarta nella sprint, un risultato che normalmente in carriera non avrebbe mai fatto. Si dice medaglia di legno, però ha fatto in realtà una prodezza, la quale prodezza le ha dato la consapevolezza poi di fare una straordinaria frazione nella staffetta mista, dove l'Italia ha vinto una medaglia di bronzo assolutamente in attesa. Per cui un bel quarto posto in certi casi poi aiuta. permettimi Sergio, no? Anche il mio amico Gigi, porta anche non vedi il Carul Callengli, no? Perché se no, cosa dici? Sai che mi devi tradurre quando parli così che non capisco? No, che sarà il Carul, no? Vabbè. Beh, ma se le donge il bronzo, allora sta tagliata fuori. E invece gli amici del calcio a 5, se vi arriva la medaglia di legno, come viene preso dalle vostre parti, dal vostro settore? Bene, perché anche quest'anno noi in Coppa Italia abbiamo preso la medaglia di legno, no? Di legno e poi abbiamo vinto il campionato, no? Ben venga. Omar, ti aggiorno un paio di risultati della Serie D. Posso? Ma si figuri, lei è la Nostra Signora della Domenica. Certo, il Trissino raddoppia, quindi Vittorio Falmec 0, Trissino Valdagno 2 e si porta in vantaggio il San Paolo Padova. San Paolo Padova 1, Fersina Preginese 0. Primo tempo da dimenticare per il Crash perché Lazzanese conduce 3-1 adesso. Sarà contento Giovanni, sai che lui è vicino di casa. Sì. Allora ricordiamo a Ruppin... Dramma Reppen questa domenica. Saranno contenti anche i nostri amici di Fontana Fredda. Sì, gli fanno un favore. Si potrebbe dire classica battuta.
dai, la TV privata. Prego. Fontana fredda, doccia gelata sul cranio. Siamo abituati a cose peggiori qua di noi. Ma qui, ragazzi, ne ho sentite in questo questa, studio scusa, tu di che sei cose. molto English, Sì. è molto English questo. No? Sì, sai che ho questo humor un po'. Allora, Scuso invece io. sentiamo un attimo diciamo Simone? Pamela Junior. Pamela Junior. Vabbè, c'ha Pamello, un nome, Pamello. ma chiamiamolo Simone. Allora, mi voleva dire che lui voleva raccontarci il gol di Cacà di ieri sera, vero? Ma sei milanista anche tu? Sì, dalla tuta direi no. Pensavo che guarda che tolgo gli occhiali perché È che io sto dietro e non vedo questa roba. Attenzione perché il Verona ha raddoppiato. Verona ha raddoppiato proprio in pieno recupero. Sì. No, manca 3 minuti. Però scusa, prima di dica, potrei dire che la gente guardi in televisione tutti i possibili replay del gol del pareggio del Parma, perché penso che come Gollonzo può entrare nella storia degli ultimi 20 anni. Nella serie la piglio io, la pigli tu, la piglio io, la pigli tu. Quello che ha fatto Marchetti rasenta il trascendentale. Abbiamo qualcuno al telefono? Prima di Pamelo andiamo a sentire Simone si chiama, poverino. vabbè, dai. Pronto, chi c'è? Pronto? 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 Buongiorno. Con chi parliamo? È una voce familiare questa. Buongiorno a tutti. Prego. Era una scarpata. È in diretta, prego. È in diretta. Adesso mi sentite? Sì, benissimo. Crash 2, Altanese 3. In diretta, colpo di scena, il Crass segna il secondo gol. Ricordiamo il nostro amico che è al telefono. Sì, Pignat. Signor Pignat, grazie, come sempre puntuale. No? Grazie dell'aggiornamento. Mi sta mandando gli SMS, avevo letto anche che aveva detto primo tempo da dimenticare per il Crass, però adesso insomma le parole sono fatali, come si dice in questi casi, perché il Crass è arrivato un 3-2 scoppiettante, insomma. Sì, è una bella partita, dai, con A qualche viso errore aperto. difensivo. Giocano a viso aperto? Sì, ci sono stati diversi bei gol. Bene, sono contento che si sta divertendo anche lei. Però lei è contenta se dice Lazzanese, no? Beh, chiaro. Volevamo la controprova, era solo per capire la controprova. Allora, grazie a Pignat, ricordiamo Azzanese 3, Crass 2, abbiamo un'altra persona al telefono. Pronto? Altro giro di campo in questa domenica pomeriggio molto scoppiettante dove sta succedendo tutto. Mamma mia, chi c'è? Pronto? Vuoi vedere? Gol a tempo scaduto. Abbiamo vinto. Incredibile, clamoroso, signori, clamoroso il Cibali virtuale. Sì, proprio. Aspetta, perché petta ci dice. Guarda, croce delizia. Cosa è successo, Roby? Adesso la palla fuori. Mi sentite? Pronto? Sì. Pronto? Mi sentite? A campo a tempo scaduto, palla fuori dall'area, calciato all'angolino, alla destra del portiere, gol. Finita la partita, 3 punti, non importanti ma di più. Allora mi confermi che l'UFM ha sbancato Montebelluna? Sì, decisamente. Ok, no, perché c'è, scusa Roberto, perché sei tu che parli alto, poi c'è Sara che mi sta mandando un tilt l'orecchio dall'altra parte. Volevo dire una cosa. Prego. Come il nostro presidente è molto superstizioso, la prossima settimana questa formazione rimane. Gemma e Giovanni a casa tutti e due. Quindi io te l'avevo detto, cosa avevo detto? Io avevo detto che il Monfalcone oggi farà bene, cosa ti avevo detto? Davvero? Dicono squadra che vince non si cambia. Ecco, vedi? Grande Roby! Grazie a voi! Grazie a te e buon rientro, soprattutto buon terzo tempo perché sarà veramente un terzo tempo di quelli divertenti. Dunque ricordiamo un risultato importante. Sì, esatto. Montebelluna 1, Unione Fincantieri Monfalcone 2, proprio allo scadere. Proprio il gol che ha permesso. Abbiamo un'altra telefonata Tutti in adesso diretta. ci chiamano. Tutti Pronto? arrivano i gol a raffica. Chi c'è? Pronto? Ecco. Cara Sara, sono Alberto, ti do delle bellissime notizie per il Chions perché è passato in vantaggio e guarda, appena concluso il primo tempo, un primo tempo molto combattuto, il 44esimo appunto la squadra di casa ha trovato il vantaggio con Pighin, è stata una zona Cesarini. In zona Cesarini. Beh, insomma il San Luigi non è una squadra temibile però. Bah,
insomma San Giovigi, che è stata al momento sta dimostrando essere una bella squadra, anche perché comunque ha sfiorato in diverse occasioni appunto il gol. È stato anche provvidenziale il portiere appunto Peruk, che alla mezz'ora insomma è stato protagonista di una bellissima appunto deviazione su un calcio di punizione calciato da Mandorino, si è disteso sulla sua destra, quindi ha sventato la minaccia. Però vi racconto appunto, il gol è stata un'azione insistita del Chions. Paciulli è andato al tiro, si è opposto il portiere Aiello, poi il tappino appunto vincente è stato Butighin, che ha regalato quindi il momentaneo vantaggio, e speriamo che rimanga così per i tifosi insomma del Chions fino alla fine, e quindi ha permesso quindi al Chions di passare in vantaggio e di portarsi quindi sull'1-0 contro un San Luigi che diciamo in questi 45 minuti ha offerto degli spunti veramente interessanti. La squadra di Musolino insomma ha dimostrato sì di essere sì un fanalino di coda come testimone della classifica, però anche una squadra di sapere comunque insomma capovolgere il risultato. Ricordiamo che in trasferta ha totalizzato alcuni importanti punti, e quindi oggi appunto a Chions è arrivata da quel chiaro intento insomma di strappare almeno un pareggio, quindi vedremo insomma il secondo tempo apertissima sicuramente la partita, però al momento il risultato sta dando ragione a un Chions insomma pregiudicato, che comunque è privo di due giocatori importanti come Canduzio e Vritz, però appunto insomma come ripetevo è una squadra insomma determinata e cerca al momento insomma i 3 punti sono a suo favore, e speriamo, ripetiamo, per i tifosi che sia fino alla fine così. Bene, Alberto, grazie per il tuo contributo come sempre, ti lasciamo andare a pavoneggiare, come si dice vai, in Alberto. tribuna, vai a fare public relation. No, a tacchineggiare. A pavoneggiare, dai, più bello. No? Guarda che per maggio devi essere fidanzato, se no ecco, perché con tutto il altrimenti da fare che ti dai fai una brutta figura. Ricordati che hai i playoff da fare altrimenti. Intanto è stato espulso allora li seguirò. Poi arriva l'estate, la primavera inoltrata, quindi saranno anche molte più. Vai, è la stagione giusta. Attenzione perché nel finale. Va bene, Grazie ciao, Alberto, alla prossima. La Lazio ha fatto gol con Candreva Incredibile. allo scadere del secondo tempo, ormai siamo al 47. Mancano ancora, Manca ancora 80 2 minuti, secondi, dai. 80 secondi. 2 minuti. Allora ci ha scritto il papà di Ilaria Mauro, che è una grandissima giocatrice di calcio femminile, ex Tavagnaco, adesso sta giocando in Germania, che ci fa i complimenti, e voleva insomma ricordarsi che c'è anche il calcio femminile, certo. E soprattutto sua figlia che tra l'altro Certo. è nazionale maggiore, ricordiamo Ilaria, un centravanti Ciao, alla Ilaria. Inzaghi, una molto mobile che si inserisce bene fra le linee difensive. Raddoppio del San Paolo-Padova 2, Fersina Perginese 0. Anche qui siamo ormai alla fase finale Ormai sì. per quanto riguarda la Serie D. Allora chiedo alla regia. È successo qualcosa in Serie A? Allora intanto Enrico, se poi mettete in contatto con Sacile per Sacilese San Vitese per il finale, così sentiamo anche il commento Qua il Genoa oggi pomeriggio sta andando del nostro malissimo. amico. Qua invece il Genoa sta Quindi i miei affondando. amici della Sampa almeno saranno contenti. Pareggiano però quantomeno i nemici storici. 3-0, no? 3-0 sì. Ci conferma Pamela? Ci conferma 3-0? Sì, ce lo conferma. Bene, Io allora- volevo salutare però, Prego, posso faccia farlo? quello Posso che salutare vuole. Marco? Ciao Marco, lui è il mio Ciao, inviato Marco. per la Triestina. Sì, che mi ha scritto. Ci scrive tutte... Ah, ti ha scritto? Perché non me lo dici? Perché volevo che lo salutavi tu. No, volevo salutarlo perché ha scritto anche su Facebook che oggi è a riposo, la Triestina ha giocato ieri, ha arrestato la corsa del Marano, però ci saluta. Peccato che il Pordenone si è arrestato da solo, ma Sì. succede. No, perché il Pordenone È non vero. vuole essere così cattivo, dice vabbè, Esatto. voglio battere io il Marano. Non E faccio cosa ha non scritto approfitto. Marco? Cosa ha scritto? Cosa ha scritto Marco? Ha Insomma. scritto che oggi è a riposo, ti saluta e quando vuoi mandagli i baci in diretta, così mi ha scritto. Baci? Ecco, no, non ha scritto così. Comunque. Vabbè, io ho mandato un Aspetta bacio. che cieco, sono arrivati 50 messaggi qua. Un attimo. Ma devi stare dietro a questo cellulare, Omar, sei la nostra gemma Sara oggi. aiuta i blu cerchiati. Ho Sara l'onore, aiuta i forza blu Juve, poi qua c'è forza Milan. L'altra domenica sono al mare, benissimo, complimenti. Questo è un po' tutto il discorso. Allora, stiamo andando, abbiamo Pier Antonio Stella da Sacile per penso sia finita la partita fra Sacilese e San Vitese, eravamo rimasti 1-0 per i padroni di Sacilese, casa penso che con sia finita la San così. Vitese in 10. Prego a te Pier Antonio. Sì, ecco, allora do appunto il finale, non è cambiato il risultato, 1-0 per la Sacilese. Dopo dall'ultimo collegamento possiamo dire che la Sacilese ha sfiorato ripetutamente il raddoppio, approfittando appunto degli spazi venutisi a creare con la superiorità numerica. Particolarmente clamorosa, un'occasione proprio fallita da Spagnoli nei minuti finali. La San Vitese da par suo comunque non è stata totalmente a guardare,
e ha sfiorato il pareggio sia con Giglio che con Giglio, chiedo scusa, 2 volte, prima di piede e la seconda volta su azione e la seconda volta su un calcio piazzato. Che c'è da dire? Quarta vittoria consecutiva per la Sacilese, che a questo punto vola più 9 sulla quarta, e invece per la Sanvitese si tratta della seconda sconfitta consecutiva, la terza nelle ultime 4 giornate, per cui insomma diciamo una ulteriore battuta d'arresto che complica un po' la scalata dei biancorossi verso la salvezza, anche alla luce del calendario, perché come sappiamo adesso la Sanvitese dovrà affrontare Union Ripa domenica prossima, poi San Paolo e poi Marano e Pordenone, ovvero di certo non sono delle passeggiate, no? Le due grandi contendenti per la vittoria finale. Ma quello che conta è che la Sacilese ha vinto e a un punto, diciamo, dal cosiddetto più 10, che le permetterebbe poi di andare direttamente alla finale, no? Esattamente, a questo punto si spera ovviamente anche in sabato prossimo c'è un anticipo Belluno-Pordenone, per cui dopo invece la domenica la Sacilese andrà a far visita al Trissino Valdagno. Potrebbe sulla carta, ovviamente stiamo parlando sulla carta, sappiamo che nel calcio non sempre poi, quello che sulla carta è possibile poi si verifica. Poi comunque Pierantonio, me l'hai detto te adesso, insomma il calcio non è una scienza esatta, il pallone è rotondo, come diceva Boscov, rigore c'è quando arbitro fischia, ecco, questa è la cosa, no? Esattamente. Però voi avete anche voi, Fraccaro oggi, come ha giocato per curiosità? Fraccaro ha fatto una buona partita, è uscito poi nella ripresa per lasciare il spazio a Rui Ferreira, e comunque una partita sui suoi standard, ricordiamo è stato lui a servire l'assist per Paladin, che ha procurato il rigore che poi ha deciso la gara. Bene, grazie Pierantonio, precisissimo come grazie sempre. A voi e buon grazie Pierantonio, buona domenica, grazie anche a te. Allora andiamo ai finali di Serie D. Ma prego signora. Allora, Sacilese Sanvitese, come abbiamo sentito, 1-0, Mezzocorona Tamai 2-2, Dro Este 1-2, San Paolo Padova, Fersina Priginese terminata 2-0, Montebelluna Fincantieri Monfalcone 1-2, Forza Roby, Vittorio Falmec Trissino Valdagno 1-2. E io i finali della Serie A. Bene, allora io vado a calcolare la classifica nel mio angolino. Faccio il calcolo, ecco qua le do la penna alla calcolatrice se vuole. No, la prego, allora, Verona-Genoa 3-0, Lazio-Parma 3-2, Sampdoria-Fiorentina 0-0, Torino-Cagliari 2-1. Se vuoi ti do già la volentieri, la classifica. Dia anche la classifica. La classifica. Ricordiamo che classifica non aggiornata però. No, già aggiornata. Non è aggiornata perché mancano le altre partite, non il problema. Ah, sì, va bene. Prego. Allora, Juventus 81, Roma 70, Napoli 61, Fiorentina 52, Inter 48, Parma 47, Atalanta 46, Lazio 45, Verona 43, Torino 42, Milan 42, Sampdoria 41, Genoa 39, Udinese 35, Cagliari 32, Chievo 27, Bologna 26, Livorno 24, Sassuolo 21 e Catania 20. Bene, questa è la classifica della Serie A. Andiamo a vedere innanzitutto, Sara, se qualcuno ha azzeccato per quanto riguarda sia il 3 su 3, ma direi di no. Mi pare di no, però sull'1x2 qualcosa è uscito. Ricordiamo, cari gentili telespettatori che ci state ascoltando in diretta sulle frequenze di Telepordenone, di Video Regione, dal Veneto e dal Friuli Venezia Giulia, anche dall'Istria. E dal resto del mondo. Signore e signori, se avete azzeccato l'1x2, anzi no scusa, 1x2. 1x2, la nostra schedina è 1-1. Lazio-Parma 1, Torino-Cagliari 1, esatto. E chi ha indovinato si porta a casa questo bel set di bottiglie. Questo composte parterre di Montepulciano in Chardonnay. Offerto da? Pasha Group. Rimandiamo lo spottino, facciamo rimandiamo le cose per bene. Rimandiamo lo spottino. Se la regia è pronta, lo spottino del Pasha Group. Dovunque tu sia, un Pasha c'è. Pasha Group, 12 locali, tutti vicino a te. Grazie. 12 locali, ricordiamo 12 locali, sono Pasha, dappertutto. Veramente bellissimi posti dove ti puoi veramente trovi. Come girate per il Friuli Venezia Giulia, Dovete trovate un fermarvi al Pasha, perché lì veramente, poi saluto anche l'amico, il titolare, che tanto tempo che non vado a trovare, dice sempre a Giovanni, digli a Omar che l'aspetto qua. E vai, no? Vai a bere. Non è che riesco a passare sempre giù da quelle parti là, ma andrò a trovarlo in quel di San. E io saluto la Cinzia, ciao Cinzia. Ciao Cinzia, la saluto anch'io, bene. Allora, mancano 14 minuti al termine del nostro programma. Cosa volevi chiedere? A Simone, a Simone, Pamelo. Allora, se la telecamera mi segue, grazie. Voglio la 1, grazie. Allora, Simone, ci vuoi raccontare il gol di Cacà? Cacà? Ne abbiamo 5.000 di telecamere, vorrei dire. Voleva un bel numero. Un bel gol di Cacà, di piatto a giro sul secondo. Secondo te è un Cacà che dovrebbe essere convocato ai mondiali?
Sì, secondo me sì. Ma per l'Italia o per il Brasile? Magari per l'Italia, però Perché visto quello che abbiamo è un po' dura. Ma sto Balotelli, come l'hai visto? Ieri sera ho visto Crudeli che era diventato matto. Non mi piace come giocatore Balotelli. Neanche a me, assolutamente. Gli amici del calcio 5 invece cosa dicono? Di Balotelli? Di Balotelli. C'è un Balotelli nella vostra squadra? No, noi abbiamo Per tutti fortuna. i ragazzi seri. Balotelli anche lui è arrivato al successo, troppo giovane, Ha perso un po' la testa. non è stato tutelato, non è stato... Come Muzzo Scevola, non perso la testa. Purtroppo Omar. ci sono tanti soggetti, Sempre tanti che l'abbia giocatori mai che donne, sono come lui. Giustamente sempre che l'abbia mai avuta, adesso ti confermo quello che è stato detto. Diciamo così. No, beh, ma No, secondo me tutti Balotelli che è non è povero. assolutamente stupido, solo Cioè, che Invece se andiamo a Oscar, che proprio dice bambino. No, esatto, mi aggancio a quello un che bambino dice. viziato. Dai. Sì, è un ragazzo, secondo me, che agganciandomi a quello che diceva prima Taucher, in realtà anche il calcio è uno sport per persone intelligenti, no? E soprattutto, io dico sempre, nel calcio c'è un passaggio fondamentale che è quello che ti porta nel capire che non stai più giocando, stai lavorando. E Balotelli sta ancora giocando, no? Nel senso che non ha ancora capito bene che prende dei soldi per lavorare. Sì, Oscar, scusa, probabilmente succede quello che è successo un po' per Scuffetto, no? Perché Scuffetto ha il vantaggio di giocare a Udine in un ambiente tranquillo. no. Ma, beh, insomma, adesso metti la movida di Udine con la movida di Milano. No, ma io penso... come mettere il Tokai con un bianco un po' così. Ma io penso che poi ci sono tanti ragazzi che sono emersi anche in situazioni metropolitane, no? Cioè Totti vive a Roma ed è diventato un fenomeno a Roma, con una piazza secondo me molto più complessa rispetto a quella di Milano. Quindi è una questione di carattere, una questione di testa. Quando si parlava di Scuffet, se ricordi quella trasmissione, dicevo, cioè ci sono dei ragazzi che riescono a vivere certe pressioni in maniera serena, certi ragazzi che vivono le pressioni che sicuramente vive Balotelli in maniera inadeguata, basta. Poi bisogna anche capire che magari qualcuno è sopravvalutato. Secondo me Balotelli è sopravvalutato, cioè non è, oltre a quello che sì, non è questo gran fenomeno, insomma, no? Se non altro non fa la differenza. Ecco, Chi potrebbe essere la sorpresa? L'intelligenza aiuta in tutti gli sport. Cioè, concordo, non è sì, campione se non è intelligente. Qui stiamo vedendo Platini nel calcio. Abbiamo visto anche Maradona. Abbiamo Beckenbauer, Rummenigge. Scusa, Platini ha smesso di giocare, si è messo a fare subito l'allenatore, non è stato il suo ruolo, è stato buttato, qualcuno dice all'epoca, però non è che al mondiale, all'europeo non era subentrato dopo, comunque. Nel 90 non è riuscito a venire in Italia con la nazionale. Nel 92 non ha fatto granché ai campionati europei, però poi come dirigente qualcuno ha detto lo mettiamo lì tanto per fare, poi invece si è dimostrato un grande dirigente. Quanto conta aver avuto Giovanni Agnelli e Giampiero Boniperti alle spalle all'epoca? Per vincere tanti scudetti? Non solo, ma per imparare questo mestiere. Cosa vuol dire avere due personaggi così? Uno nasce, secondo me. Certamente ha aiutato tantissimo, perché l'esperienza di fartela, adesso qua sicuramente Emanuela Di Centa che è stata membro del Comitato Olimpico Internazionale può parlare sicuramente meglio di me, che sono stato sempre dal tubo a Capodistria, ma io penso che cos'è il tubo? No, dal tubo davanti al monitor. Perché si potrebbe capire per cui io penso che una scuola di questo genere aiuti tantissimo, però se non ce l'hai dentro, se non sei tu predisposto ad essere, perché lui ha queste visioni, lui sa, lui è una persona appunto di intelligenza superiore, lo si vedeva già in campo del resto, come Cruyff, questa gente qua. Chiaro, è gente che è tanto intelligente come Pelé, gente che ha tanta intelligenza diventa il supercampione, cioè è una condizione necessaria per essere supercampione, non sufficiente chiaramente, ma necessaria senz'altro secondo me. Bene, questo parlò così con Sergio Taucher, il tuo ragionamento è giusto. Gigi. No, volevo dire che ad esempio i grandi giocatori, vedi che difficilmente sono anche grandi allenatori. Rivera, Mazzola, Pelé, Maradona, Platini non sono difficilmente
grande giocatore e grande allenatore. Molto d'accordo. Io Sì, ma è un altro tipo di... mi sembra molto semplice, è un altro perché tipo un grande giocatore non riesce a concepire la stupidità media dei suoi giocatori. Dice, ma cosa Non riesce ad abbassarsi. non riesce ad abbassarsi al loro livello. Ma sono è un altro ruolo anche. È un altro ruolo. Ma io penso... sono allenatore, ma non sarebbe stato il mio... come La tua allenatrice. Invece No, Gianluca no, Squini, che è passato dal campo alla panchina, lui che era un giocatore, eri un difensore, diciamo un centrale, no? Sì, facevo il centrale Che difensivo. nel calcio 5 è più un regista che un difensore, no? Perché è quello che fa partire un po' la manovra. Sì, io ad esempio Meazza, ecco per dire certo. No, volevo finire un attimo con Gianluca. Sì, facevo meglio la parte difensiva. Ma quando sei piombato dal campo alla panchina, com'è stato? No, è stato un passaggio... Eri già pronto, diciamo. Ah sì, mi sono trovato a mio agio subito, diciamo. Ho avuto anche la fortuna di avere delle squadre... Ma hai avuto anche la fortuna di avere due maestri alle spalle tue, no? Che ti hanno insegnato un po' sto mestiere, Sì, no? sì, assolutamente. Ho preso tanto anche dagli allenatori che mi hanno allenato a Palmanova, diciamo, e nelle altre squadre, e poi, ma comunque si va a prendere anche dai giocatori, si cerca di capire, insomma. C'è uno scambio. E invece Andrea, come direttore sportivo, da chi ha preso? Ma io ho già 2 anni che faccio direttore sportivo, ma io ho allenato 13 anni e mi è stato inventato questo ruolo di direttore sportivo che ancora non me lo sento addosso, mi sento ancora un allenatore, o comunque anche quest'anno con Gianluca è stata un'ottima collaborazione di staff insieme al preparatore atletico Alessandro Barile, insieme a Franco, e abbiamo creato un nostro modo, diciamo, di lavorare, di pensare, diciamo quasi con una testa sola. E mi è stato dato questo ruolo all'interno del New Team, spero di aver fatto bene, però sono ancora spesso sul campo perché... Ma rinfili ancora le scarpette? No. Non ti è più capitato? Invece Gianluca, a te è capitato di rimettere magari qualche volta le scarpette? No, adesso vai in campo con la squadra, no, perché non... Perché magari qualcuno ogni tanto per questioni magari di numeri, di giocatori. Si cerca sempre di tenere avere... separati. Sì, perché assolutamente... Invece Manuela Di Centa gli sci li continua a usare, no? Con grande piacere, però senza il pettorale. Senza il pettorale. Adesso c'è solo il piacere, proprio la testa libera di sciare, di Stare godere nella quello neve. che è stata la mia passione e che ovviamente è una passione rimane tale. E per quanto mi riguarda, io sono allenatrice, però ritengo che uno quando deve fare l'allenatore, cioè io non me la sentivo, cioè non mi sentivo un mio vestito, per cui siamo 3 fratelli, a questo punto abbiamo detto Andrea che è il più grande, certo. Andrea Di Centa, tu fai l'allenatore, lo fa meravigliosamente, ci siamo un po' divisi così, però è qualcosa che senti dentro, se sei, come dire, se hai quello stimolo interiore di fare quella cosa. Ecco, io subito ho capito che non era il mio campo, che non era per me. Ecco, magari altri, ma quello assolutamente no. Quindi penso che sia qualcosa anche che devi sentire un pochetto. Invece da curiosità, quando hai messo la medaglia al collo a tuo fratello a Torino 2006, dopo quella cavalcata nella 50 km di fondo? Ma quello... Era il sogno del cassetto? Penso che per l'Italia e in particolare per il Friuli Venezia Giulia, quella premiazione, tra l'altro poi il Comitato Internazionale Olimpico l'ha preso come documento storico, perché mai non era successa una cosa del genere, che fratello e sorella si trovassero a una premiazione, tutti e 2 campioni olimpici, uno però dirigente, perché chi può premiare è solo il membro del Comitato Internazionale Olimpico, per cui non era mai successo che un campione olimpico premiasse il fratello, un campione olimpico, membro del Comitato Internazionale Olimpico, premiasse il fratello che diventa campione olimpico. Poi l'Italia, cioè questo poi, ma credo che poi per il Friuli in particolare sia stato un momento proprio... emozioni, immagino. Sì. Invece Pamela Bonesso, sai che si è specializzato in un nuovo sport, la cascata dal fiume, no? Stai a te, no, Pamela, veramente. già sono caduta io 2 settimane fa. Sì, no, ma stamattina l'ho rischiata di brutto. Qua rischiamo le conduttrici. Sì. Certo. Omar, quando vuoi, io la classifica di Serie D, se ho fatto bene i conti, è giusta, e se no verrò... Allora, mi hanno chiesto innanzitutto, adesso mi ha mandato il messaggio giustamente un amico, che ha chiesto chi ha vinto le bottiglie domenica scorsa. Le ha vinte qualcuno? Non si sa. Bisogna chiedere a Giovanni, bisogna chiedere al boss. Pagina Facebook, l'altra domenica, vedrai che lì c'è tutto. No, che ti No, le bottiglie manca, sono non mi fanno SMS. segno FILF minuto. L'1x2 è solo Se per ti hanno dato SMS, abbiamo 5 minuti di recupero. Vabbè, posso dare sta classifica, Sì, ce la no, faccio ti in facevo 5 segno minuti per di recupero, posso farcela.
Allora, la Marana in testa a 72 punti, segue il Pordenone a 70, la Sacilese a 58 e poi abbiamo il Belluno a 49, l'Este a 44, San Paolo Padova a 43, la Fenadora a 42, Montebelluna a 40, la mia Triestina a 38, Trissino Valdagno anche lui a 38, Giorgione a 33, Tamaia a 30, San Vitese Vittorio Falmeca a 29, Mezzo Corona a 28, guarda che ce la faccio, Sì, Unione Fincantieri Monfalcone a 27, in coda il Dro a 24 e la Fersina a 16. Bene, intanto non abbiamo ancora gli aggiornamenti per quanto riguarda i primi tempi dell'eccellenza, però vi rimando a Sport Nord-Est di questa 19, sera alle 19. sia su Tele Pordenone che su Video Regione. Allora, gli ultimi 3 minuti, perché poi ci tagliano, facciamo un giro di valzer con i nostri ospiti, Così partendo da salutiamo. Sergio Taucher. Allora, che cosa si aspetta dallo sport da qui a maggio? Positivo, negativo? Una domanda così generale. Cosa ti aspetti dallo sport? Beh, da qui a maggio si può Da qui domani. a maggio non succede niente più o meno. Cosa Beh, insomma, il succede? campionato di Serie A? Campionato Lo di vinciamo o Serie- non lo vinciamo? Lo vinciamo. Il campionato di Serie A, se parliamo del campionato di Serie Che A, ormai è penso chiuso. no, non è chiuso, bisogna fare il risultato stasera, non perdere Tu hai Napoli, Juventino, così abbiamo 3 vittorie di vantaggio sulla Roma a 7 turni dalla fine, basta non perdere in casa, fare i 3 punti a Sassuolo e lo scudetto è noto, terzo scudetto di fila e poi per il resto si vedrà cosa Seguirai i mondiali? cosa succederà in Europa League, se riusciamo a giocare con la formazione migliore in Europa League, grazie a Dio contro la Fiorentina nel ritorno erano infortunate le riserve, così abbiamo dovuto giocare i titolari e abbiamo vinto. Per cui cosa succederà ai mondiali? Succederà ai mondiali, certo che seguiremo i mondiali, io spero anche noi su TV Capoliste. Che sicuramente sarà molto meglio della mamma e finisco qua. Le nostre E non telecronache, diciamo- non diciamo chi, perché- però, Io ho pagato il canone. diciamo tutti quanti dicono tutte le squadre possibili e noi abbiamo avuto, come dire, un consensus in redazione, perché nessuno parla della Spagna e in fin dei conti sono sempre più forti Quello è normale, poi vincono loro e è finito il discorso. Manuela Risenta invece, in 60 secondi, cosa si aspetta? Beh, io poi Del cassetto. mi aspetto La presidenza comunque o- una giornata il 12 di aprile dove si decideranno si deciderà la presidenza della Federazione Sport Invernali. Comunque mi aspetto di essere soddisfatta per quello che ho fatto e a prescindere da come andrà. È chiaro che c'è ancora tempo, c'è tanto da lavorare, però sarà una giornata storica, comunque andrà. Noi facciamo un grande in bocca al lupo, naturalmente. Comunque vada, sarà un successo. Sicuro. Gli amici invece della Riottina, adesso che sono arrivati in Serie A, innanzitutto nuovi Facciamo sponsor. parlare l'allenatore? Minimo. Ma noi adesso abbiamo le ultime 2 partite del campionato, cercheremo di terminare nel miglior modo possibile e preparare la stagione del prossimo anno. Per l'anno prossimo. Sì, Bocca al lupo anche a voi. Bocca al lupo, Grazie, e tornate a buona trovarci. buona Serie A, buona Serie A. Ah, il Tagliatecco lo può omaggiare, lo omaggiamo in diretta, prego Sara. Mi omaggiano? Si omaggiate. Scusate, No, ci mancherebbe. Grazie. Grazie, tornate a trovarci. Scambio di opinioni, invece Oscar Noselli aspetti tutti in fiera, no? Beh, sono tutti invitati, gratis, anche il cane. Sì, ormai diciamo, come si diceva prima, siamo alla stretta finale, quindi Benissimo. vi aspetto un po' tutti. 5 e 6 aprile alla 5 e Fiera di 6 Udine, aprile. Luigi Bigotti invece noi parleremo con Beh, ma te. tornerà a trovarci, Tornerà a no? trovarci per Gol a Grappoli Però perché sarò- c'è Però sarò tanta... ai mondiali. Se non sarai ai mondiali, io intanto mi Ai avvicino mondiali, qua. Allora, Ci stringiamo in mezzo? suona il telefono, vuol dire che dalla regia di Pordenone, non so chi è Miro o qualcun altro, o Stai Florian, dicendo, allora questi che se ci ne sta vanno a chiamando, casa. dite ragazzi tagliate Sì. perché altrimenti vi ghigliottino in diretta. Salutiamo i nostri malati però. So- Ciao Giovanni, ciao Gemma. Ciao Giovanni, ciao Gemma. Domenica Guarite. prossima ritorna Giovanni in cabina di regia, dunque io ritornerò Sempre in panchina. 14:30. Sempre 14:30, 17:15 su Tele Pordenone orario un Video po' Regione. strano. Ringraziamo i nostri amici silenziosi per la loro preziosa Certo. collaborazione, il nostro amico Pascià Group per le bottiglie che poi capiremo a chi sono andati. E naturalmente Faremo il i nostro conteggi. sponsor in outlet. Il nostro sponsor in outlet e tutti i nostri ospiti E di tutti questa noi tra di domenica. noi. E la Cari. Ripartendo da Manuela Che è De la mia Senta, preferita. Sergio Taucer, Luigi Bigot, Simone Pamelo, Bonesso. Oscar Noselli e gli amici del amici del calcio New Team a Calcio 5. 5. Sono le Grazie a voi. 17:15 minuti esatti. Siamo perfetti. Gentili signore e signori, abbiamo trasmesso a colori la puntata numero Ma che ne so, ma la puntata numero 29 dell'altra dice Pamela. domenica. Dallo studio di Udine è tutto, non resta che Ciao, augurare a tutti bacione. voi. Buona domenica alle 19 Sport Nord-Est con il riepilogo di quello che è successo in questa domenica. ti stoppi? Mandi. Passa
prima da In Outlet, spazio aziendale elettrodomestici grandi marchi. In Outlet Friuli, a Pradamano dietro al Bennett, a Roveredo in Piano dietro a Bartolini. La più bella moda uomo, il total look unico in perfetto stile italiano. Paolo Miotto, stile italiano, via 25 aprile 1, in centro ad Azzano X.